buongiorno, partiamo subito questa mattina, una mattina anche afosa, calda, ma è una mattina di luglio perché siamo il 1° luglio, ma soprattutto una mattina, anche questa mattina, dove a casa dovrete riflettere su quello che è importante, che è il vostro supporto, specialmente alle fragilità. Cercate di stare vicino a loro, guardate che troviamo delle situazioni impossibili, incredibili ancora nel 2025, perché purtroppo non riusciamo ad arrivare vicino a queste persone per aiutarle, sono i fragili. C'è stato un altro decesso di una persona completamente sola che dormiva in macchina e non ce l'ha fatta. Io penso che nel 2025 è vergognoso che Mirella apra la trasmissione con questo ricordo anche dei morti del lavoro, ancora, nonostante tutte le precauzioni che molti dicono che ci sono e c'è qualcuno che è superficiale. Il problema è che i morti stanno aumentando, persone anche giovani che veramente non ci sono più. Pensate alle tragedie per questa famiglia. Io sento che anche i sindaci stanno cercando di fare squadra, cercando di capire cosa fare, però no dopo, bisogna fare prima, bisogna fare prevenzione prima. Sto parlando di queste morti assurde sul Piave, dove ci sono i cartelli, ma chi di noi legge i cartelli? E soprattutto le persone straniere conoscono questi fiumi, la pericolosità. Chi è che glielo dice a loro che il fiume è pericoloso, che non si può? Sanno l'italiano, sanno leggere questi cartelli. Questa bambina non c'è più perché lei non si è neppure accorta del cartello, ma neppure i suoi genitori, oppure non l'hanno interpretato bene. Ecco, io penso che ci sia molta prevenzione da fare e qua veramente gli amministratori lo devono fare, sono loro che sono i responsabili della salute dei loro cittadini. E penso che qualcosa si può fare con la prevenzione, anche con l'aiuto delle associazioni del volontariato, che non sono soli questi amministratori, cioè non devono servire solo le Proloco e i volontari per le sagre o le manifestazioni di beneficenza, devono servire anche a tutelare, aiutare, a proteggere. Forse qualcuno non ha capito. Allora noi abbiamo creato questo villaggio delle associazioni, proprio dove ci sarà un punto d'ascolto molto importante. Sono più di 120 associazioni che si sono iscritte. Eccolo qua, brava la nostra regia che è riuscita veramente a trovare questo piccolo ma soprattutto messaggio importante che daremo dal 10 al 13 di luglio. Adesso vi presento subito gli ospiti graditi, che è Gabriele Marino, Presidente Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Grazie Gabriele di essere qui, veramente grazie. Saluto anche Francesca Neroni, pre-progetto Donne in Veneto. Grazie Neroni, grazie anche alla dottoressa Neroni di essere qui. Allora partirei proprio con te Gabriele Marino, so che hai fatto un viaggio bellissimo, sei appena tornato, ci racconti un pochino? Sì, io sono da poco presidente della sezione di Venezia dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e fino a poco fa ricoprivo il ruolo di coordinatore delle attività giovani. Ho concluso questo mandato con un viaggio in Sicilia, nel Ragusano, e abbiamo preso il treno e in 20 persone, di cui 14 ragazzi, incluso me, con disabilità visiva, siamo scesi facendo la notte in cuccetta e abbiamo visitato il territorio. Abbiamo fatto una decina di giorni tra furgoni, bagni in mare, guidato il gommone, ci siamo infilati in una grotta nell'Etna scavata dalla lava e abbiamo fatto il cioccolato di Modica, e questo per noi rappresenta una possibilità di autonomia, di integrazione con il territorio. Un concetto molto semplice è quello di costruire una vacanza priva di barriere, ma che allo stesso tempo possa far conoscere ai ragazzi il territorio e il territorio possa avere vicinanza con la disabilità visiva. L'idea di fondo è quella che nulla venga fatto per noi senza il nostro contributo, nulla per noi senza di noi. Quindi questo lo dico spessissimo ai ragazzi ed è il motivo per cui io sono impegnato e spingo loro a impegnarsi nell'associazionismo. Voleva essere così un momento di svago, ma anche un momento di crescita personale, laddove c'erano delle cose personali, dei piccoli fatti da sistemare in vista della propria autonomia, anche della maggiore età, ma poi anche un momento per rallentare, per scoprirci, per condividere molto, e quindi ecco, siamo ritornati su proprio ieri sera.
Allora, una cosa molto importante che tu hai detto, Gabriele Marino, i ragazzi. Perciò è la prima volta che io ho un'associazione di volontariato che parla di ragazzi. Di solito parlano sempre diversamente giovani, perché non li hanno, non ci sono, a parte qualche rara realtà, ad esempio, no, ti faccio un esempio, la Croce Rossa, dove veramente anche là abbiamo visto ragazzi, però nel mondo del volontariato sono pochi e non si vedono. Secondo te cosa bisognerebbe fare per intrigarli, per cercare che si avvicinino di più al mondo del volontariato? Però, perché noi siamo in tantissimi, come dico tutte le mattine, tantissime associazioni, tutti divisi, non ci conosciamo, non ci frequentiamo, ognuno fa la propria parte, poi si chiude il sipario, fino alla prossima iniziativa non si sente più. Ecco, secondo te quanto è importante invece creare anche questo villaggio, come abbiamo fatto noi, per cercare di mettere assieme le associazioni, tu chi sei, cosa fai, come puoi essere utile? Io credo che per coinvolgere i giovani occorre avere la voglia di rischiare e di dar loro un po' di fiducia. Penso alla nostra associazione in Veneto, con l'ultima elezione di circa 50 tra consiglieri sezionali, regionali, 12 o 14 se non erro sono sotto i 35 anni. Questo è simbolo di un lavoro svolto in questi 5 anni che sì, ho iniziato io, ma che ha avuto luogo grazie alla fiducia data dal mio presidente regionale, prima che si chiama? Alessandro Trovato, che salutiamo allora. Sì, ma infatti adesso stavo per arrivare a questo, perché appunto mi ha così dato fiducia che oggi io guido la sezione che ha guidato lui per più di 10 anni. Quindi lui oggi sicuramente ha cambiato incarico con un ruolo di maggiore impegno, ma ha avuto il coraggio di investire nei giovani, nell'affidare la propria sezione territoriale, ma anche nel coinvolgere e nel stimolare le attività giovanili. Credo che sia necessario che i giovani da un lato siano profondamente connessi al loro territorio, cosa che non è affatto scontata, perché purtroppo i giovani non vivono il loro territorio. Dall'altra parte occorre la volontà, da una parte, di lasciare andare, di non voler fare tutto io. Penso a tantissimi contesti dove i volontari più anziani credono che senza di loro nulla si fa, senza di loro non c'è possibilità per far altro, e quindi rifiutano anche spesso l'aiuto dei giovani, perché di queste situazioni io ne conosco e ne ho conosciute tante, ho anche abbandonato molte associazioni per questo, e allo stesso tempo credo che serva la voglia da parte dei volontari anziani di perdere tanto tempo nel spiegare come si devono fare certe cose, che vi sono delle regole ma vi sono delle possibilità, vi sono degli ostacoli ma vi sono anche delle premialità e delle possibilità date dal territorio stesso, che se ti conosce, se crede in te, ti stimola e ti porta avanti. Penso alle municipalità con cui lavoriamo. Noi abbiamo tanti comuni che ci riconoscono il lavoro svolto, abbiamo un ottimo rapporto, penso a INPS, penso a Regione Veneto, loro ci riconoscono la propositività della nostra associazione. Noi non chiediamo solo, ma andiamo lì con dei progetti concreti, gli diciamo noi riusciamo a fare fino a qui, ci serve l'ultimo passo, dovete farlo voi. Loro in questo credono in noi, perché ad oggi più di parlare abbiamo fatto fatti, soprattutto nell'ultimo decennio, e questo ci sta portando come associazione a crescere, a essere sempre più vicino ai nostri soci. Allora, una cosa che volevo dirti, che io ti farò conoscere, è il caso di questo ragazzo che ha aperto una palestra, che è venuto anche Peruzzo, Matteo Peruzzo, che non sa che voi ci siete. Nel senso che lui è arrivato dalla Toscana un anno fa, ha cercato di inserirsi in un contesto anche non facile, anche lui è ipovedente come te, però lui mi ha chiesto di fargli incontrare delle persone come voi, ecco, per interloquire, per scambiarsi anche le idee, i progetti, perché lui non aveva nessun punto di riferimento. Questo è gravissimo a mio avviso, perché abbiamo queste associazioni che dovrebbero occuparsi di questo, nel senso che lui dice io dovrei vedere dove posso trovare, anche perché è un ragazzo giovane, come mai è così difficile anche tra di voi unirvi e cercare di avere questo aggancio che lui non trova? Lui è venuto qua e l'ha detto davanti alle telecamere: io voglio incontrare persone come me, io voglio capire cosa si sentono, le sensazioni che abbiamo, scambiarcele. Cosa dice? È importante questo? È assolutamente importante, ma questo è frutto di un ostacolo legislativo
che si è creato negli ultimi anni, ossia la legge sulla privacy, che ha sicuramente tutta una serie di motivi per esserci ed è giusto che ci sia, però banalmente noi prima conoscevamo tutte le persone che andavano in commissione INPS per disabilità visiva e quindi sapendo queste persone chi erano noi potevamo chiamarle e dire se avete bisogno noi ci siamo. Se avete bisogno noi siamo qua, abbiamo una sede in ogni provincia, possiamo fare questo, 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 insieme possiamo costruire quest'altra cosa, possiamo supportarti nell'autonomia personale, nell'uso del bastone, nell'imparare il braille, nell'insegnarti il computer, nell'aiuto scolastico. Purtroppo da quando non abbiamo più accesso ai dati sensibili, tutto quello che riusciamo a fare è frutto delle nostre energie. Quindi quando una persona viene contattata da noi è perché qualcuno ce l'ha presentata, è perché i nostri social hanno funzionato, è perché siamo stati presenti in una manifestazione. È chiaro che però, pur essendo un'associazione noi di categoria riconosciuta dal Ministero, non avendo accesso a questi dati abbiamo un ostacolo oggettivo. Quindi se questo ragazzo ha piacere di entrare in contatto con noi volentieri siamo assolutamente disponibili via mail, telefono, social, sede fisica, questo in tutte le province del Veneto. Ovviamente abbiamo questa difficoltà oggettiva che poi è una difficoltà che tocca le persone, specialmente quelle più sole. Stiamo sviluppando una campagna comunicativa che chiederemo agli ospedali di poter accogliere in modo tale che in ogni reparto di oculistica vi sia un nostro manifesto. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando e che speriamo di poter portare a casa in autunno. Poi avremo anche il dottor Martellossi che sta arrivando, il dottor Stefano Martellossi che è il primario di pediatria al Canfoncello, così ne parleremo anche con lui di questo bellissimo progetto di farvi conoscere anche attraverso gli ospedali queste ULSS, che è molto importante, dove là veramente riesci ad arrivare a tantissime persone vista la frequentazione che hanno, perciò penso che sia un progetto da supportare assolutamente. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, così liberiamo il centralino e poi andiamo dalla dottoressa Neroni. Vai Rinaldo? Rinaldo si è andato a farsi il caffè. Allora, visto che Rinaldo è andato a farsi il caffè, passiamo dalla dottoressa Neroni. Cosa dice anche lei? Tanta fatica, tanti sacrifici, tanto impegno per riuscire veramente ad avere un po' di visibilità, però bisogna fare squadra. Prego, Presidente Neroni. Microfono. Scusate, me l'hanno raccomandato più volte. Buongiorno intanto Mirella, grazie dell'invito e saluto anche tutte le persone che seguono la trasmissione. Sì, il problema è esattamente questo, quello di riuscire a far rete e di riuscire ad arrivare alle utenze a cui si rivolgono le attività delle associazioni. E adesso, da quando l'ultima volta che ci siamo viste, io ero appena diventata presidente della Consulta Femminile, che è un'associazione che riunisce tutte le associazioni che si occupano di mondo femminile su Treviso. Siamo solo in 6 e non è che non esistano altre, il problema è che spesso non si sa, che ci sono anche un po' di difficoltà, diciamo, già a partecipare, a fare volontariato all'interno della propria associazione, quindi riunirsi con un'altra realtà e progettare altre cose può diventare complicato, però è l'unica strada possibile, come ecco, sta facendo adesso anche con questa iniziativa per l'estate, è l'unico modo per riuscire a fare, diciamo, ad amplificare le attività che vengono svolte sul territorio, perché altrimenti non ci sono strumenti sufficienti per quanto si faccia comunicazione, per quanto si utilizzino strumenti più attuali quali social o comunque banner, striscioni in città, articoli sui giornali, ci saranno sempre tante persone che dicono di non sapere nulla di quello che si sta facendo e non parlo solo appunto per l'attività associativa, perché questo purtroppo succede anche, diciamo, a livello istituzionale, che vengono promosse delle iniziative e le persone poi dicono non ne sapevamo niente. Quale può essere lo strumento effettivo se non quello di far rete in modo che ciascuno si faccia portavoce di ciò che accade?
Molto chiara, e grazie anche alla Presidente Neroni. Allora saluto veramente il dottor Martellossi, grazie al dottor Stefano Martellossi, primario di pediatria del Canfoncello, che ringrazio sempre per questo supporto che dà anche alla mia trasmissione, ma soprattutto io volevo metterla al corrente di quello che ha detto Gabriele Marino, questo ragazzo ipovedente, presidente di questa Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, di portare questo progetto, che è un progetto di visibilità della loro associazione, all'interno degli ospedali, all'interno della sezione dell'oculistica, ma io penso all'interno di tutto l'ospedale, perché penso che le persone che riesci a catturare come possono fare le ASL, difficilmente riesci a catturarle, e sono progetti molto importanti, sono progetti fatti da fragilità, da persone che hanno bisogno di supporto, di aiuto. Cosa ne pensa dipendente? Poi parleremo anche di quello che si occupa lei, dottor Martellossi, di questa iniziativa di entrare negli ospedali. Io ho parlato anche col professor Gerosa di portare non solo gli universitari, ma iniziare anche dalle primarie questi ragazzini a entrare in questi istituti, perché c'è un altro profumo, il profumo dell'ospedale è un altro profumo, non è il profumo della strada, è un profumo diverso dove tocchi la disperazione, la paura, anche la bellezza degli interventi spiegati. E questi ragazzi sono più avanti di quello che pensiamo, non sono così sprofeduti come vogliono far capire. Cosa ne pensa, dottor Martellossi? Io non conosco in particolare il progetto, però certo un progetto che porta all'interno degli ospedali, delle US, i bisogni di persone con una qualche modo di disabilità, bravissimo, questo di cui stiamo parlando, certamente sono progetti da sostenere e da, come posso dire, invogliare, che forse non è la parola giusta. Approfitto perché l'ospedale, i reparti, è una parola che usiamo molto ultimamente, in pediatria soprattutto, devono tendere all'umanizzazione. Questa parola, che è una parola grande, omnicomprensiva, cosa significa? Significa principalmente che il sistema di cura, oltre ad avere le competenze professionali e organizzative che sono la base per poter fare una buona assistenza, ma avere proprio al centro, diciamo, delle cure il paziente, e nel caso della pediatria la sua famiglia. Quindi tutti gli interventi che possono far non solo curare bene, ma fare stare anche il meglio possibile le persone che purtroppo hanno bisogno di andare in ospedale, devono far parte della cura, l'umanizzazione. L'umanizzazione significa proprio prendersi carico dei bisogni anche personali del paziente. Nel caso di un ipovedente dovrà avere i suoi percorsi per potersi muovere con una certa disinvoltura, una certa autonomia anche all'interno anche dell'ospedale, okay? Ma parliamo anche di bambini con handicap più severi, in cui dobbiamo assolutamente offrire un ambiente che permetta di rendere meno traumatica quella che è sempre un trauma, che è il momento del ricovero ospedaliero. Quindi non solo approvo, ma insomma, mi fa molto piacere. Hai visto che è già un supporto, hai visto quanto importante era avere il dottor Martellossi. Prego, dottor Martellossi. In quest'ambito la pediatria può essere un po' un esempio anche per le altre specialità, perché nel nostro lavoro occuparsi del bambino significa comunque occuparsi di una persona, perché sono persone, che diciamo hanno degli handicap, tra virgolette, non sono in grado di decidere da soli, sono molto impauriti, hanno molta ansia, c'è molta ansia genitoriale. E quindi all'interno di un reparto di pediatria, ma credo anche in tutti i reparti, bisogna proprio tendere a rendere sia gli ambienti i più confortevoli possibili, anche belli, ovvio possibile. Okay. Colorati, soprattutto in pediatria. Aumentare le nostre competenze tecnologiche, occuparsi sempre di più di quello che è la cronicità, perché per esempio in pediatria è cambiato molto rispetto a solo 20 anni fa, in cui diciamo i nostri reparti erano per il 90% occupati da bambini e pazienti con malattie acute, la polmonite, anche le più gravi, la meningite, l'osteomielite, mentre oggi un po' si è trasformata l'epidemiologia, ci sono sempre più fortunatamente bambini che sopravvivono anche con patologie severe e quindi con lungo sopravviventi che arrivano all'età adulta
E quindi il nostro sforzo oggi deve essere anche quello di occuparsi di chi ha una patologia grave che necessita di una assistenza che sia tecnica, ma anche una prendersi carico completamente delle famiglie, con buoni rapporti tra l'ospedale e il territorio. Vede, dottor Martellossi, io ho fatto questa richiesta sia ai direttori generali perché io ho avuto un ragazzo, un giovane ragazzo operato da un male molto importante, che davanti a queste telecamere ha detto: io avrei tanto piacere che quando faccio questi ricoveri anche molto importanti venissero i ragazzi come me a trovarmi, anche se non li conosco. Io avrei piacere che entrassero i ragazzi a salutarmi, perché non li vedo, non li sono, qualche telefonata, ma finisce. Io invece avrei proprio piacere che venissero loro, perché mi danno quella forza di superare la terapia. Mi è talmente rimasta impressa questa frase, detta proprio col cuore, ma convinto che quella sarebbe stata una terapia importante anche per lui, abbinata a quella terapia che lui deve fare. Ho detto, ma è possibile che qualcuno non capisca che non abbiamo i giovani perché non li intrighiamo, non gli facciamo provare emozioni forti che non sono quelle che provano loro, perché non ne hanno altre, cioè quelle trovano dietro l'angolo. Di riuscire a incanalarli in delle situazioni dove l'adrenalina la provi anche se non vuoi, perché vedi il male, tocchi la realtà di tu che sei sano, quello che invece mente ha grossi problemi ma che ha bisogno del tuo abbraccio, della stretta di mano. Non si potrebbe veramente accelerare un pochino, visto che dal professor Cillo al professor Gerosa sono tutti d'accordo su questo? Anzi, il professor Gerosa ha detto, perché ho detto, sa professor Gerosa, mi dicono, ma lo facciamo già queste... E lui ha risposto, non è abbastanza. Te lo dica che l'ho detto io, non è abbastanza, bisogna fare di più. È d'accordo, dottor Martellossi? Certo. Soprattutto per i giovani, ma sempre avere vicino qualcuno durante il ricovero è fondamentale. In pediatria è obbligatorio. Allora io credo che da noi per esempio c'è un accesso molto flessibile sull'ingresso dei familiari o degli amici. Non abbiamo gli orari stringenti di visita 17, 19, 19, 20, non si può. In pediatria il reparto deve essere un reparto aperto, quindi da noi questo già esiste. Bisogna essere un po' flessibili e cercare quindi nella singola persona che in quel momento ha bisogno di un ricovero, secondo quelle che sono le sue esigenze, rendere flessibile anche quello che può essere l'ingresso di eventuali amici o ospiti che vengono a trovarlo. Chiaro, se io ho degli orari molto fissi, questo è un po' più difficile. Capisco anche che nei reparti di medicina dell'adulto questo sia un po' più complicato rispetto a quello che è in una pediatria. Quindi secondo me questo, rendere un po' più flessibile, cercare di adattare le regole che ci devono essere all'interno dell'ospedale per venire incontro ai pazienti. Poi noi abbiamo i volontari. Abbiamo i volontari che sono giovani o meno giovani, che ogni giorno vengono all'interno dell'ospedale e che o leggendo libri o facendo giochi o facendo didattica, cercano appunto di rendere il ricovero meno distante di quella che è la realtà di un bambino o di un ragazzo. Quindi c'è la scuola, c'è l'oasi, c'è la possibilità di giocare. Tutto questo fa parte della cura, tutto questo fa parte dell'umanizzazione. Vede, dottor Martellossi, voi avete fatto quel salto in più che tanti reparti non hanno. Io invece penso che questi ragazzi, i GREST non devono essere solo giocare a pallone, a dadi, a carte, a divertirsi. Chi vuole può frequentare anche questo percorso, che è un percorso che ti fa riflettere molto, che è un percorso di stringere le mani, ecco, proprio stringere la mano alle persone in difficoltà. Penso che recupereremo tanti ragazzi, è un'idea che io ho, anche perché io parlo con questi ragazzi e le posso assicurare, dottor Martellossi, che quello che sento mi fa rabbrividire, perché non sono ascoltati. Ecco, questa rabbia che hanno dentro, poi voglio sentire anche cosa ne pensa Gabriele, questa rabbia che c'è dentro, che la tirano fuori nella maniera sbagliatissima, è vero, fanno delle cose pazzesche,
ma voi andate a ascoltare questi ragazzi chi sono? Cos'è la loro famiglia, la scuola, questo ragazzo? Io dico alla regia che dovete trovarmi l'intervista di quel ragazzo, il famoso Maranza, davanti ai microfoni cosa ha detto? Io non sono stato ammesso all'esame, però io sono questo. E ha spiegato chi è. E ho detto, e questo non è stato messo all'esame. Perfetto, meglio di così. Perfetto. Capisce, dottor Martellossi, certo, che tutti quanti dobbiamo unirci, ognuno nel suo, giustamente, lei si occupa di quello, però come sensibilità può riuscire ad arrivare oltre. A un altro ragazzo, io Gabriele, ho detto, ma che bello che sei, guarda come sei vestito, i famosi Maranza naturalmente. E lui mi ha guardato e ha detto, sei accorta? Sì, ma che bello, me lo sono disegnate io. Ma dai, ho detto, ma ti piace la moda tantissimo? E perché? Non mi vuole nessuno. Anzi, più di qualcuno mi ha detto, ma dove vai in quelle condizioni? E chi era quello che ti ha detto così? Un insegnante, Mirella. Ah, perfetto, ho detto. Sì, mi ha detto, guarda che a scuola non verrai mica vestito in quelle condizioni. Però permettiamo che vadano con la pancia fuori, con i jeans rotti. Questo ragazzo che si era creato, questo look anche bello, Gabriele, questo insegnante gli ha detto, ma dove vai? Cosa fai con quegli stracci? E capisci che poi la rabbia viene fuori nel momento sbagliato, magari, quando meno si pensa, ma dopo tutto quello che hai ingoiato, prima o dopo esplode se non lo prendi per mano questo ragazzo. Cosa dici, Gabriele? Mi fa sorridere perché ravvedo varie storie per modalità diverse, ma per fatti comuni. Penso per esempio al fatto che secondo il sistema scolastico io non avrei dovuto fare un diploma, non avrei dovuto fare una laurea, non avrei fatto un master. Penso che vi siano oggi figure professionali che scelgano questo lavoro volutamente, che fanno molto di più di quello che dovrebbero. Ne ho tante che ci chiamano, che ci chiedono una mano rispetto ai ragazzi che seguiamo. Però ci sono anche persone che lo ritengono un parcheggio dove a fine mese arriva uno stipendio sicuro. Questo crea un sistema scolastico frustrante per chi ha una propria fragilità, che può essere legata alla disabilità, ma penso anche al contesto sociale o familiare in cui vive. Io ricordo benissimo gli anni di scuola come qualcosa di frustrante, carico di rabbia, che oggi non ho, ma dove sicuramente la scuola non mi ha aiutato il contesto in cui vivevo. Oggi tanti ragazzi ci chiedono di avere un supporto, di entrare nelle scuole per mediare col GLO, con l'istituto scolastico, eccetera. Ripeto, ci sono realtà veramente ottime e premianti che quando mi chiamano mi emoziona sentirli, perché dico ok, non è tutto come l'ho vissuto io, e questo è sicuramente un pregio, però vi sono tante difficoltà nell'ascoltare, nell'accogliere i desideri, le possibilità, le potenzialità dei ragazzi. Questo lo vedo con le attività che facciamo verso i bambini, lo vedo con le attività che facciamo verso le famiglie. Le famiglie spesso ci chiedono un supporto nell'accompagnamento alla vita adulta perché non trovano riferimenti, non trovano qualcuno che abbia una visione globale di temi che possono essere l'autonomia personale, la disabilità, la crescita, l'avvio alla vita adulta in un suo insieme. Quindi venendo da esperienze sociali come background lavorativo e quant'altro, quello che dice questo ragazzo non mi sorprende in alcun modo. Alla fine penso a tanti ragazzi mandati dall'LPU, il servizio di tribunale, che condanna delle persone a svolgere delle ore socialmente utili. Spesso da noi arrivano anche ragazzi giovani che magari è stata ritirata la patente o hanno svolto dei piccoli reati minori e all'inizio non sono molto contenti di essere là, toccano con mano contesti reali e alla fine ci ringraziano. Ci augurano di rivederci. Caro Gabriele, come sono contenta di averti ospite questa mattina. Allora abbiamo Rinaldo. Rinaldo, hai bevuto il caffè? Ci sei? No, Mirella, non vado via. Va bene. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto particolarmente Gabriele e mi ha fatto un effetto che me l'ha impedito il cuore. Il dottore lo conosco già, tramite te. Ma i giovani non sono cattivi, i giovani in questi problemi neanche non sa nessuno. Bisogna divulgare queste robe. Le televisioni
da far vedere questi programmi, queste robe, non solo che a Mirella, perché queste robe ti vedi sulle televisioni nazionali, non ne parla, dove che paghiamo le tasse. Io faccio su una televisione privata che non ha nessun soldo da noi altri e ne mette al corrente di tutte queste robe che in 80 anni non ho mai saputo, che aveva tutti questi dei problemi. E adesso mi sento colpevole, qualcosa ho fatto perché mi ero su un altro ambiente, va bene. Ma per esempio, va bene, questi qua che muoiono in macchina, i mordassori in macchina, i colpevoli siamo noi altri, la società. Ma come si fa a pensare che uno nel 2025 possa morire in macchina da solo? Ma è una gran cretinata. E dopo ne fa vedere che Venezia, uno spende miliardi di qua, miliardi di là, chissà quante belle robe che avrebbe potuto fare, quanta gente che avrebbe potuto aiutare. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio. Comunque sei stato chiaro, andiamo a vedere questo servizio, dorme in macchina e muore, poi andiamo dalla dottoressa Neroni, andiamo a vedere il servizio. L'afa e le temperature record di questo periodo alimentano l'emergenza caldo, una condizione che esaspera tante problematiche, in particolare quelle che riguardano le persone fragili che vivono in solitudine. Si chiamava Rodolfo Bertuolo, il vicentino di 57 anni, trovato morto nella sua auto, diventata di fatto la sua abitazione nel quartiere San Pio X. I sanitari del SUEM intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso per cause naturali, ma provocato dalle altissime temperature di questi giorni. Una condizione non isolata che accomuna altre persone, soprattutto uomini che in difficoltà economiche dopo una separazione si trovano di fatto in strada, come è accaduto a Graziano Dall'Aglio. Abbasso il sedile e mi metto lì, c'ho qualcosa lì, anche se per caso ho freddo tutto quanto, c'è una coperta che è una coperta che avrà 50 anni perché è una coperta di mio padre. I primi 3-4 giorni mi sono trovato all'improvviso così, non sapendo dove andare, sono rimasto in macchina. Poi cercando con aiuto anche da altri, mi hanno detto vai a vedere in certi posti di B&B e vedi come ti trovi, insomma, se ti danno una mano. Infatti questa persona qua che mi dà una mano adesso posso baciare i piedi perché mi sta aiutando tantissimo. Un'esperienza complessa e drammatica che alle tante preoccupazioni aggiunge la paura per le aggressioni in strada. Ci hanno provato. Io ero su un posto, si può dire parcheggio, per fortuna che mi sono messo davanti a una strada, qui Rampioni. Però c'erano 4 personaggi non italiani che hanno cercato di venire lì. Per fortuna che è passata una macchina, i vigilanti, tutto quanto, che ha puntato i fari e sono scappati. C'ho solo la pensione, vediamo come andrà a finire, andrò sotto un ponte e resterò lì. Perché se il comune dà più importanza a extracomunitari, africani e roba del genere, e non un italiano che ha fatto 40 anni di lavoro, pagando le tasse, pagando tutto e non fanno niente, cosa deve fare una persona? Allora io do un grande abbraccio a Graziano, purtroppo non lo conoscevo questo fatto, non mi era arrivato, però voi sapete che Mirella ne ha trovato un altro nelle stesse condizioni e fortunatamente sono riuscita ad aiutarlo con le persone proposte a fare questo. Non è possibile nel 2025 trovarsi in queste situazioni e non riuscire ad avere la dignità che è scritta anche nella Costituzione di vivere una vita dignitosa. Dignitosa. Avete visto? Queste persone sono, l'avete sentito? Nell'indifferenza totale, guardate che siamo colpevoli tutti noi. Vi ricordate cosa mi ha detto quella persona che ho trovato in macchina dopo 3 anni? È l'unica Mirella che ha aperto questa porta. E non l'ho trovata in mezzo a un bosco disperso nel mondo. Era su un parcheggio frequentatissimo dove passano di tutti e di più. Marianna, ciao Marianna. Buongiorno a voi e anche al capo, al cavaliere. Allora,
una denuncia. Posso parlare, scusatemi? Certo. Ah, ecco, no, non sento, ho messo il muto. Mi sono arrabbiata, in parole povere, 84 anni, me lo posso permettere. Mi sono arrabbiata sull'intervento del presidente Mattarella, ne viene da dire dell'altro, sulle carceri italiane. Allora continuano, no lui solo, la sinistra, le brave persone, i buonisti, tutti quanti continuano a denunciare il sovrammellamento delle carceri, ovviamente, e i suicidi. A parte i suicidi che poveretti i decide da euri e non occorre neanche l'eutanasia e l'approvazione, e uno se decide così al manco euri la seghe la possibilità di scegliere. Non voglio approfondire il discorso, però se decide vuol dire che io ho fatto da euri. Come si può dire, l'affollamento, l'affastellamento delle carceri, ma perché dovremmo essere noi italiani a essere inquisiti per questo disastro, quando che entra da tutte le parti del mondo criminali a tutto spiano, oltre i nostri, non dimentichiamoceli, ma importiamo pezzenti con scritta maiuscola, non me ne frega niente, magari se scandalizzerà la signora lì, ma poveracci da mantenere, impossibili da rimandare al suo paese, te tocca subire tutti e continuamente a criticare e criminalizzare le nostre persone. E era fatte per gli italiani, ostia, scusami, non certo per tutta volevo dire la M del mondo che piove qua. Buona giornata, scusami tanto, ma sono incazzata nera. Vedete, io conosco Marianna, la conosco anche molto bene. Allora, lei a parole dice questo, poi è quella che apre la finestra e dice: vuoi un cioccolatino? Ti serve qualcosa da bere? Questa è Marianna, per farvi capire chi è Marianna. Però c'è la rabbia che trovo nei giovani e che trovo purtroppo nei diversamente giovani, quelli che poi hanno provato la guerra, che hanno provato la fame, la miseria, che sono soli, chiusi in un guscio pazzesco, ma è una scelta nostra. Io non penso sia proprio così. Sentiamo cosa ne pensa la Presidente Neroni. Presidente, si è scandalizzata, come ha detto Marianna, oppure questa rabbia di Marianna è dovuta a un qualcosa di messaggi che arrivano? Prego. Sento qualche volta, spesso forse anche, delle reazioni di questo genere sono quasi sempre dovute, come dici tu, a una rabbia covata magari per altri motivi, si cerca un capro espiatorio e si spara a zero. Si parla contro gli immigrati quando si pensa che ci sia un tipo di problematica legato magari alla sicurezza o al lavoro, come si spara a zero contro gli insegnanti quando ci sono problemi che sono stati evidenziati prima. Io insegno a scuola, sia nelle superiori che nelle scuole medie, vedo un malessere molto diffuso e mi trovo molto più spesso a svolgere un ruolo di ascolto nei confronti dei ragazzi piuttosto che quello formativo, che magari dovrebbe essere il mio principale, perché hanno bisogno di questo. Allora, lì dove si trova poi una convergenza nei rapporti con le famiglie, riusciamo a fare anche un bellissimo lavoro, ancora di più se si trova convergenza insieme ai colleghi, ma gli insegnanti, io sono in questo mondo da poco tempo, quindi la vedo come esterna, mettici anche che sono precaria, per cui continuo, poi perché ho altri interessi, mi mantengo in qualche misura distaccata da quello che è l'ambiente scolastico vero e proprio, ma chi è dentro la scuola da tanti anni
credo che abbia un'amarezza sia per come vengono trattati gli insegnanti, per quello che è il ruolo che viene loro riconosciuto dalla società. Non ci dimentichiamo che 20-30 anni fa l'insegnante era in cima alle classi sociali, oggi è l'ultima ruota del carro e qualcuno entra nel mondo della scuola semplicemente per trovare uno stipendio. Questo sta facendo degenerare il sistema, anche le continue circolari dal Ministero che non fanno che obbligarci a scrivere carte tutto il santo giorno invece di stare a preoccuparci di quello che è veramente la crescita e la formazione dei ragazzi, e alla fine si creano queste distorsioni. Rispetto alla questione della scuola, per esempio, io assisto da tanti anni a un bellissimo lavoro che viene fatto dalle associazioni di volontariato dei territori di entrare dentro le scuole, chiaramente con la collaborazione di insegnanti e dirigenti, per raccontare che cos'è il volontariato, e si fanno dei progetti durante tutto l'anno in cui i ragazzi offrono il proprio tempo. Ecco, non so adesso ad esempio la situazione da parte dell'ospedale, se c'è un progetto in questo senso di cui magari io non sono a conoscenza, ma unirsi a questo insieme di realtà di volontariato che vanno a raccontare ai ragazzi dove si può fare, dove si può spendere del tempo e andare a conoscere queste realtà, credo che possa favorire tantissimo una crescita personale e il contatto con delle realtà che sono diverse, aumentarne la sensibilizzazione e formare dei cittadini consapevoli e responsabili per quando poi saranno più grandi. E quello che avviene poi di questi momenti di rabbia o di queste colpevolizzazioni generali a determinate categorie purtroppo è solo frutto di un malessere e di una società che si isola sempre di più. Noi facciamo molto chiara, Presidente. Lavoro. Allora sentiamo Maurizio da Conserve, poi andiamo assolutamente in pubblicità e apriremo un concerto per la pediatria del grande Francesco Grollo, e poi ne parleremo col dottor Martellossi. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno anche alla signora. Niente, io mi allaccio a quello che ha detto la signora prima, la telespettatrice che ha telefonato prima. Marianna. La signora Marianna, ecco, ha detto cose giuste. Cioè, perché il cittadino deve essere continuamente vessato? Ogni volta. Cioè, il cittadino, Mirella, viene bastonato dappertutto. Adesso, non so se hai sentito, che è una cosa raccapricciante, che la Corte di Cassazione, quindi i magistrati, stanno praticamente proteggendo quelli che occupano le case, invece di dare, di essere, diciamo, come posso dire, quello che subisce l'appropriamento della propria casa, che dovrebbe essere lui quello che si deve sentire offeso. Ecco, i magistrati fanno tutto il contrario. Se praticamente gli sgomberi vengono rallentati, si offende quello che occupa la casa. Ma è normale sta cosa qua? Ma perché andiamo sempre a colpire il povero cittadino? Ma in qualche maniera dovrà pur difendersi questo povero Cristo, o no? Dico io, Mirello, dobbiamo dare le case, dobbiamo regalare questo, dobbiamo regalare quell'altro a tutti, e noi cosa dobbiamo fare? Che siamo quelli che si fanno il mazzo come una casa ogni giorno per guadagnarci la pagnotta. Allora ti dico io cosa dovete fare, invece di parlare e senza capire cosa dite, perché state parlando davanti alle telecamere. Guardate che i magistrati e i giudici applicano le leggi, e le leggi dove vengono fatte? In Parlamento. Da chi viene composto il Parlamento? Cioè, ma vi rendete conto? Che invece di colpire dove dovete colpire, andate a colpire quelli che le applicano a discrezione, le applicano in maniera che voi no. Ma sono leggi fatte in Parlamento che vengono applicate dai giudici. Cioè ve la prendete quei giudici che applicano le leggi, invece di prendere col Parlamento che ha legiferato delle leggi che non vanno più bene, obsolete, vecchie da cambiare? Pubblicità. Sentiamo appunto questo concerto bellissimo di Francesco Grollo, anzi che saluto anche un amico caro, proprio per la pediatria, poi lo commentiamo col dottor Stefano Martellossi.
Un gran concerto perché abbiamo più di 100 artisti in palcoscenico con Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e coro, ma poi tanti altri protagonisti che faranno parte di questa serata così speciale. Il concerto, giunto alla sua seconda edizione, si terrà giovedì 29 maggio alle 20:45 nella sala dell'Odissea a Spresiano, una serata che ha l'obiettivo di rendere possibile la realizzazione di progetti importanti per la pediatria e per la cura dei piccoli pazienti. Per questo il ricavato sarà devoluto interamente all'associazione Per mio figlio. Tutti i nostri progetti sono decisi dal nostro comitato scientifico, che è organizzato attraverso le riunioni dei primari delle varie pediatrie, dei vari reparti materno-infantili, con la presidenza del dottor Stefano Martellossi. In particolare fra poco verrà inaugurato uno dei progetti, è stato terminato di recente, la Stanza dei Sogni, e per questo ci vedremo fra molto poco, così come un restyling, una ristrutturazione del giardino dell'Osi della pediatria. Speriamo di poter aver tutto esaurito come l'anno scorso, spiega il presidente dell'associazione Per mio figlio Andrea Rizzo. Non è solo un concerto, è musica che unisce e che aiuta i bimbi ricoverati. Tante le novità in questa serata speciale. Ci saranno delle novità, una la rivelo subito. Avremo il compositore Francesco Sartori, che ha composto probabilmente la romanza ormai più famosa del mondo, che è Con te partirò. Quest'anno Con te partirò compie 30 anni e abbiamo il compositore al pianoforte che ci farà una grande sorpresa e saremo tutti assieme poi per eseguire questo brano di successo mondiale. L'appello del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra: ogni presenza è un contributo e un inno alla solidarietà. Ci saranno anche tanti ospiti e qualche sorpresa che renderà l'evento ancor più unico. Una tradizione che va tenuta viva, una bellezza da conservare. Il gran concerto, ha spiegato Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2. Fra poche ore all'Odissea si abbasseranno le luci per ascoltare le note di un grande concerto. Io voglio salutare anche il dottor Benazzi, direttore generale, perché penso che sia una delle ULSS più vivace, ecco, non se ne vogliono le altre, però più vivace del territorio veneto. O sbaglio, dottor Martellossi? No, credo certamente che siamo, il nostro direttore è molto vivace e ci sono tantissime iniziative nella nostra ULSS. Bisogna dire, insomma, c'è proprio una idea di innovazione, di formazione, di umanizzazione. Credo che siano queste le tre grosse linee, no? Che quando si lavora all'interno degli ospedali bisognerebbe sempre tendere, no? Avere l'obiettivo, la visione. La visione. Perché avere la visione, mi aggancio un po' anche a tutto quello che è stato detto, ho sentito prima, avere la visione di quello che uno vorrebbe avere, e sapendo però anche che la vita è difficile, tenere i piedi per terra, è fondamentale per poter cercare di essere un po' felici. E io credo che i nostri giovani oggi gli manchi proprio questo. Credo che vivano in un mondo, intanto un mondo fatto per, lo dico, per vecchi, perché siamo la maggioranza, mi metto anch'io che ho 60 anni, ho anche una nipote. Siamo tanti e abbiamo in mano, tra virgolette, potere, perché siamo tanti, votiamo e siamo nelle posizioni importanti. Questa è la prima cosa. Secondo, la nostra società è una egodemocrazia, no? Abbiamo sentito come tutti noi, dico che ci ripariamo e ci chiudiamo sempre più nella difesa delle nostre cose che ci sono indispensabili per sopravvivere, perché abbiamo paura di quello che succede attorno. Viviamo in un mondo difficile e i nostri giovani sono quelli che ne soffrono di più, sono quelli che dovrebbero avere una visione di come va avanti il mondo. Io nel 1964 io avevo una visione che non ci sarebbe mai stata una guerra, che il mondo sarebbe andato certamente meglio, e così è stata. Io non conosco nessuno dei miei coetanei che hanno fatto lavori diversi, difficili, ma nessuno che non sia riuscito, come posso dire, ad avere un miglioramento sociale e economico rispetto a dove si partiva. Oggi per la prima volta abbiamo una generazione che teme che quello che abbiamo oggi domani non ci sarà più. E se a me il mio tempo di vita è relativo, e sono anche cattivo, posso sperare di arrivare a vivere ancora a lungo, spero, ma in un mondo, invece un giovane teme che quello che è oggi, il benessere, la pace, la coesione sociale, venga a mancare. E allora se noi sopportiamo e ci chiudiamo, un giovane se si chiude, se non partecipa alla vita sociale, se non fa il volontariato, se non sa che la vita è difficile ma che noi gli daremo le potenzialità per poter andare avanti, entra in una crisi profonda. Entra in una crisi profonda in quegli anni in cui si costruisce quella struttura
diciamo, personale che poi ci permetterà di affrontare la vita. Si terminano le scuole e abbiamo visto le difficoltà che ci sono, si cominciano i primi rapporti sociali, i primi rapporti amorosi, ci si scontra con le prime vere difficoltà della vita, la scelta della scuola, le bocciature, anche le piccole sconfitte. Ok, non bisogna aver paura di sbagliare. Chi non sbaglia non fa. L'errore è insito e bisogna solo sapere che si sbaglia, accorgersi e cercare di migliorare una volta. Chi fa tanto sa che ha sbagliato. Allora, non so se sono un po' uscito fuori tema, ma rientro qui. Allora, fare le iniziative di solidarietà, di volontariato, e l'ha detto molto bene Gabriele, qui come vede che i ragazzi magari con qualche difficoltà, quando si prendono cura di qualcun altro, stanno meglio anche loro. Prendersi cura degli altri fa bene a se stessi. Fare il volontariato lo si fa per gli altri, certo, ma fa bene anche a se stessi, perché la ricchezza che si sente dentro aiutando chi è in difficoltà sociale, disabilità fisica, relazionale, dà una grossa ricchezza. I nostri giovani oggi sono soli, non possono uscire, pieni di paure, poco liberi, eravamo molto più liberi noi, apparentemente molto liberi, ma molto meno liberi di una volta, vivono in una società che tende a limitare, e poi noi abbiamo sentito i due interventi, quella è paura, non c'è nessuna cosa razionale e di vero in quello che c'è scritto. Una società si misura nella sua civiltà dalla capacità di prendersi cura di chi è in difficoltà. E tra questi ci sono anche le persone in carcere, che non sono le persone che sono lì per essere chiuse e buttate via la chiave. La Costituzione dice che il carcere dovrebbe servire a una riabilitazione. Rieducare. Invece oggi chi finisce in carcere, anche per un reato minore, rischia che in carcere diventi più delinquente di quello che era prima. Se si trova sovraffollato, senza poter studiare, senza poter fare niente, passare ore e ore senza fare nulla. Quindi bisogna stare attenti, no? Le persone hanno paura, hanno rabbia e bisogna comprenderle, non colpevolizzarle, ma dobbiamo sapere che è proprio la paura che ci fa dire queste cose, non è la realtà delle cose. Abbiamo meno crimini oggi rispetto a 10 anni fa e la nostra sensazione è quella di averne di più. Quindi dobbiamo lavorare su di noi e sulla nostra società. Sono d'accordo. E ultimo, scusate se prego. Mi è piaciuto anche molto l'intervento parlando degli insegnanti, no? Purtroppo in questi ultimi anni tutti, diciamo così, i ceti, quelle figure intermedie tra il potere politico elettivo, che ha il ruolo importante di essere eletto e di decidere il meglio per noi sul nostro mandato del voto, e il popolo, di cui facciamo parte tutti, ci sono le figure intermedie, gli insegnanti, i magistrati, i medici. Beh, queste figure hanno perso autorevolezza. Io lo vedo anche nel mio lavoro, ed è terribile, ma non per me, ma perché questo filtro è fondamentale. Le persone devono poter parlare con chi anche tecnicamente fa quel lavoro e serve anche alla società. Quindi l'insegnante è sempre colpa dell'insegnante, le leggi è colpa dei magistrati, l'ospedale non va bene è colpa del dottore. Non è così. Colpevolizzare le figure che ogni giorno sono lì e cercano, sì, sbagliamo, ci mancherebbe altro, cercano di applicare e di fare il meglio per la popolazione, e questo è un problema grosso, e anche i giovani lo sentono, perché i giovani non hanno i riferimenti dell'autorevolezza. Se un ragazzo va a scuola e prende un brutto voto, mio papà prima di tutto diceva la maestra ha sempre ragione, punto, poi discutiamo. Se invece la famiglia dice è stato bocciato, è colpa della maestra, è colpa del professore, le leggi non funzionano, è colpa del magistrato, perdiamo quei fari, no? Nella società che ci permettono di poter vivere un po' più tranquille, con meno paura di oggi. Allora, dottor Martellossi, io però volevo farle l'ultima domanda, perché ormai siamo in chiusura. Io ho avuto un autorevole medico, il quale ha detto che è molto preoccupato, si parlava di tumori al seno per queste ragazze e ragazzine molto giovani che sviluppano questa patologia. E lui accusava molto anche la pillola del giorno dopo, che bisogna stare molto attenti a questa pillola del giorno dopo. Vanno informate queste ragazze
perché lui ha detto che quando chiedono, ma vi avevano detto che sono dei problemi a prendere no, noi non lo sapevamo. Ecco, io la prego di dire anche dal suo punto di vista, stiamo parlando di minori naturalmente, che prendono questa pillola, ragioniamo bene, perché hanno dei cicli mestruali dolorosissimi a volte, e dobbiamo anche dirlo, però l'informazione che non arriva. Chi dovrebbe informare? Che stiamo parlando di una cosa molto seria. Cosa dice? È vero quello che dice questo medico, che bisogna stare attenti, bisogna informare, bisogna capire? Ecco, dal suo punto di vista. Allora, non ne so, sono sincero, abbastanza dal punto di vista tecnico-scientifico sul rischio, diciamo, di aumento di tumori con l'uso di estroprogestinici. Però prendo spunto da questo per dire chi deve informare i giovani per una sessualità felice ma anche consapevole e sicura. Questo è il vero problema. La pillola del giorno dopo è una sconfitta. Perché? Perché significa che i giovani non hanno idea di quello che è la prevenzione. Abbiamo paura ancora di parlare della sessualità con i ragazzi che poi vanno sui cellulari e imparano la sessualità, tra virgolette, a modo loro, con quello che gira sui cellulari. Quelli sono poi i modelli che loro trasporteranno quando hanno i rapporti e conoscono le persone dell'altro sesso, uomini o donne che siano. Allora, l'educazione alla sessualità va fatta in famiglia, ma delle famiglie non si può sempre pretendere. Uno può anche nascere in una famiglia che ha delle difficoltà e che non ha le capacità. Bravissimo. Ok? I figli nascono e crescono bene nonostante le famiglie, mi diceva un professore, che significa, non significa che la famiglia non è importante, ma che è la società che deve aiutare quando non ci sono delle difficoltà. Poi la scuola e poi anche noi come pediatri. Credo che qui c'è anche, quindi queste sono secondo me le figure, scuola e pediatria, in generale, pediatria dell'ospedale, cominciare a parlare della prevenzione e di vivere una sessualità sicura. La prevenzione è quello che quindi diciamo le cose come sono. L'uso del preservativo, che tra l'altro è anche una sicurezza per la trasmissione delle malattie sessualmente. Che ci sono. Che ci sono ancora. Perché sembra che siano sparite. Che ci sono ancora. Allora parliamoci qua, quando uno è giovane e non ha ancora un rapporto solido e duraturo, quando si è giovani si passa attraverso delle esperienze, non è detto che si trovi subito l'anima gemella. Ci sta, ok, fa parte della vita. Allora lì saper usare il preservativo ha due importanti funzioni. E chi spiega questo? E chi spiega è anche quella di trasmissione. E poi anche avanti, anche l'uso dell'estroprogestinico anticoncezionale preventiva, non la pillola del giorno dopo. Certamente se uno ha un rapporto, diciamo, una vita sessuale ormai un po' consolidata, anche se giovane, credo che questa vada fatta. Di questo bisogna parlarne senza paura. È il primo medico che ho che racconta questo, dottor Martellossi. E devo dire che questo faccio anche un po' una critica a noi pediatri, no? Ancora in Italia la pediatria, l'età pediatrica è molto variabile sul territorio nazionale e anche regionale, no? Ok, non c'è ancora un'uniformità. Io credo che il pediatra deve occuparsi del minore, quindi fino ai 18 anni. Perché è solo il pediatra che può anche prendersi carico dell'adolescenza, che adesso come adesso è un'età, anche dal punto di vista sanitario, un po' buia, semioscura. Il pediatra fino ai 14 è chi si occupa dell'età in cui le difficoltà sono maggiori. Gabriele ha detto un'altra cosa bellissima, dopo mi taccio, della necessità di chi ha una disabilità o una difficoltà del passaggio dall'età pediatrica all'età dell'adulto, che è fondamentale, perché l'età pediatrica significa avere i genitori e non avere legalmente la possibilità di decidere. Voce, dopo scambia. E non è facile questo passaggio. La pediatria deve aiutare questo passaggio, sia in termini di assistenza, sia in termini sociali, sia in termini di realizzazione della persona.
La ringrazio, dottor Martellossi, per quello che ha detto, perché io sono convinta che dobbiamo tutti fare squadra. La prevenzione va fatta facendo squadra, tutti assieme, ognuno nel proprio campo, no? Che tutti fanno tutto, certo. perché sennò alla fine ci troviamo che nessuno fa niente. Allora io volevo chiedere invece alla dottoressa Neroni, io ho avuto anche un'insegnante dottoressa che ha detto quello che ha detto il professor Martellossi. Ha detto: noi tutte le mattine, un professore, è come salissimo nel Monte Bianco. Noi vediamo tutto. Bisogna vedere se hai voglia di metterti in gioco, se hai voglia di vedere che le vedi chi è quel fragile che hai davanti quel mattino, che lo devi prendere per mano, capire cosa gli è successo, perché è così. Bisogna vedere. Io mi dispiace, ha detto, ma vedo tanti miei colleghi che non lo fanno. E questo non va assolutamente bene. Lo so che riceverò molte critiche, però io vedo che questo professore al mattino dovrebbe capire a chi sta parlando e chi lo ascolta, e andare a cercare la persona che non lo ascolta, il perché non c'è questo ascolto. Però non si fa. Mettiamo, ha detto, la paura, non ci credo. Ha detto quello che abbiamo sentito questa mattina: qualcuno lo fa perché va così, ma non perché si sente veramente in cima al Monte Bianco e racconta quello che vede. È proprio così, Neroni? Ci sono sicuramente delle difficoltà e anche una questione di responsabilità. Il fattore paura è determinato dal fatto che quando si fa la scelta magari di intervenire con sensibilità e con attenzione nelle problematiche di un ragazzo, ci si può anche scontrare con una famiglia che non vuole e che quindi è pronta invece a criticare o a denunciarti con la dirigente, o anche colleghi che ti denunciano con la dirigente per un comportamento che tu hai avuto che viene ritenuto fuori dai canoni scolastici. Io quest'anno l'ho fatto con una ragazza che mi sembrava avesse effettivamente bisogno, e mi sono ritrovata a maggio che la mamma mi ha scritto una lettera meravigliosa ringraziandomi di quello che avevo fatto, ma io ho passato i guai. Ho passato i guai perché purtroppo avevo travalicato quello che viene considerato il mio ruolo. Allora ci vuole coraggio, ci vuole un po' anche di sapersi fare le spalle larghe rispetto alla burocrazia e dire: per me è importante salvare quella persona, salvare è eccessivo magari in certe situazioni, ma forse no. Comunque dedicarmi all'ascolto di quella persona, anche se questo non fa parte del mio compito. Sì, però Neroni, facciamo una parentesi. Vede, c'è un grande problema in questo, che lo dico tutte le mattine. Io sono un ragazzo e non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, quel medico. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, ed è quello di essere informato, di crescere nella maniera corretta, di istruirmi nella maniera corretta, non essere fortunato ad avere quel sindaco, quell'assessore, quel medico. Non funziona. Mirella, vuol vedere così. Come fanno le selezioni dei docenti negli ultimi anni? È una cosa vergognosa, vergognosa, e nessuno si preoccupa di fare dei test psicoattitudinali in corso d'opera. Ci fanno fare formazione per imparare il coding, per imparare l'uso del computer di ultima generazione, l'intelligenza artificiale, ma se siamo sani di mente, se siamo in grado di prestare ascolto, di avere quella sensibilità, non interessa a nessuno. È vero, io ho conosciuto dei colleghi che per me sarebbe meglio che facessero altro, ma ne ho conosciuti tanti, tantissimi, che invece si dedicano anima e corpo. È importante conoscere la propria materia, sicuramente, è molto importante avere anche tutta un'altra serie di competenze. Detto questo, noi oggi siamo psicologi, ballerini, animatori di villaggi turistici, perché quando entriamo in una classe dobbiamo essere in grado di attrarli, di superare quella difficoltà della soglia di attenzione che si è ridotta a 3 minuti e mezzo invece dei 20 quanti ne avevamo noi. È veramente tanto
altrettanto complicato. Io però volevo dire, perché mi è piaciuto moltissimo l'intervento del dottore che ha fatto prima, la questione ad esempio che è uno dei nostri compiti e dei nostri tarli, maggior ragione nelle superiori ma purtroppo anche già dalla seconda, terza media, della prevenzione rispetto alle attività sessuali che i ragazzi fanno sempre prima. Si fanno dei percorsi di educazione, anche se sappiamo che insomma il governo ha dato una miseria per il prossimo anno per questo, però è importante che la rete dei consultori funzioni, perché io quando ero ragazzina non potevo dire a mia madre che volevo avere rapporti con il mio ragazzo, sono andata gratuitamente in un consultorio dove ho trovato un ginecologo preparatissimo con un'infermiera che mi hanno spiegato tutto, che mi hanno visitato, che mi hanno seguito per tutto il periodo gratuitamente. Devo chiudere, Neroni, ma faremo un'altra puntata. Si stava meglio quando si stava peggio, perché questo è quello che No, per carità. No, è proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio. Una volta c'era una maestra con 30 ragazzi e nessuno si azzardava neppure ad alzare la testa e lei gestiva tutto, e non siamo cresciuti così sbagliati, così ignoranti. Ma ho capito, Presidente, ma devo chiudere perché non ce la faccio, perché ormai ho straforato. Perciò grazie Presidente Neroni di essere stata con noi. Grazie veramente al dottor Stefano Martellossi di essere stato con noi. Grazie al fermo dottor ancora Agrollo. Gabriele, perfetto, grazie veramente, e grazie anche al nostro direttore generale, dottor Francesco Benazzi, che se non ci fosse dovremmo veramente inventarlo per questa apertura che è riuscito a fare all'interno di queste ASL, che è un'apertura molto molto importante. Grazie, pubblicità. Calcetto, ping pong e molte altre attività inclusive nel giardino dell'Oras per la giornata nazionale della persona con mielolesione. Incontro online in collegamento da Palazzo Chigi dell'unità spinale con il ministro della salute Orazio Schillaci e la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Sul posto diverse associazioni, i ragazzi delle scuole professionali Lepido Rocco, familiari ed ex pazienti, tra cui Omar, che con il suo camper attrezzato porta avanti la bandiera della mielolesione viaggiando in Italia e Europa. Siamo stati insieme qua, abbiamo parlato, abbiamo raccontato più o meno le nostre storie, le nostre lesioni e abbiamo fatto provare ai ragazzi le carrozzine. L'obiettivo, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e i rappresentanti delle istituzioni sull'importanza delle unità spinali. Il messaggio che vogliamo passare oggi è appunto l'importanza che può avere la riabilitazione di questi pazienti, l'importanza che ha soprattutto nel riuscire a garantire a questi pazienti di tornare a svolgere un'attività integrata col contesto della società. Allora saluto il professor Paolo Pauletto, già presidente dell'ospedale riabilitativo Oras di Motta di Livenza. Grazie professor Pauletto, mi fa sempre piacere averla ospite perché ci dà sempre degli spunti importanti, anche se adesso non c'è più all'Oras, ma è sempre una persona molto presente e nel pezzo. E saluto anche Paolo Di Gianantonio, giornalista televisivo RAI, inviato di guerra in Medio Oriente, sentiremo anche lui. Grazie, veramente grazie Paolo di essere qui, ma soprattutto per capire che messaggi stanno arrivando ai giovani. Ecco, prima abbiamo sentito questo pediatra che ha detto siamo governati da vecchi, i vecchi siedono nelle poltrone, forse dobbiamo aprire di più a questi ragazzi perché il futuro è nelle loro mani. Vorrei sentire anche dalla tua voce cosa ne pensi e soprattutto questi messaggi di guerra terribili, drammatici, con queste armi supersoniche incredibilmente potenti. Poi chiediamo a una persona se vuole vivere o morire, ma se siamo d'accordo diciamo di no, poi schiacciamo un bottone e ne facciamo morire a milioni perché va così. Ecco, grazie veramente Paolo Gianantonio di essere qui. Allora, professor Pauletto, io volevo presentarle anche questa persona che è Gabriele Marino, presidente Unione Italiana Cieco e Ipovedenti, che veramente sta cercando di far capire cos'è la diversamente agile, come li chiamo io, che si muovono in maniera diversa, con tante difficoltà, ma grazie anche ai vostri centri riabilitativi e grazie alla tecnologia veramente passi da gigante. E cosa ne pensa dell'intelligenza artificiale? Prego, professor Pauletto.
Mi scuso, vi sento a malapena, spero che voi mi sentiate. Benissimo. Ah, bene, io vi sento appena, ma comunque ho capito la domanda. Cosa penso dell'intelligenza artificiale? Era una parte almeno della domanda. In medicina io posso dire che l'intelligenza artificiale ha già prodotto un grande salto sul piano diciamo della diagnostica, per la capacità di elaborare immagini, per algoritmi che semplificano e rendono molto più efficienti alcuni esami. Ci sono le perplessità che ogni nuova tecnologia comporta, e quindi il fatto che possa essere usata in maniera impropria, per esempio creando false comunicazioni, essendo usate in maniera impropria in vari settori, in vari campi. Non credo che dobbiamo averne paura, credo che dovremmo mettere insieme una legislazione adeguata, perché se ad esempio una determinata pratica clinica viene guidata dall'intelligenza artificiale, oppure, per fare un esempio più semplice, se un'automobile viene guidata dall'intelligenza artificiale, non abbiamo ancora stabilito, per esempio, di chi sia la responsabilità se succede un incidente, di chi conduce la manovra, del proprietario dell'apparecchiatura o dell'automobile, di chi ha fornito l'intelligenza artificiale. Quindi c'è ancora un grande vuoto normativo, però io credo che se la useremo col buon senso e non ci saranno abusi, sarà un grande progresso, e come tutti i progressi comporterà, lo vediamo con i social, dei rebound o delle situazioni negative. I social sono un grandissimo, per esempio, sistema di comunicazione, ma abbiamo visto che sulla fascia giovane di popolazione possono produrre delle vere e proprie patologie di isolamento dal contesto sociale e di confusione fra la realtà dei social e la verità, la realtà vera. Quindi, grazie professore, vado avanti, ma è stato molto chiaro e mi fa piacere, poi sentiremo anche Gabriele, però prima volevo salutare Paolo Di Gianantonio. Mandiamo anche queste immagini di guerra a Gaza. Allora sentiamo anche Paolo Di Gianantonio cosa ne pensa di questa intelligenza artificiale, soprattutto quello che vediamo tutti i giorni. Mi sembra di tornare alla guerra dei soldatini che facevamo da piccoli, Paolo. Chi ha le armi più, chi ha più soldati, chi riesce a colpire più il nemico, ma che muore la popolazione, gente che non c'entra niente, ospedali, di tutto e di più. Prego Paolo Di Gianantonio. Microfono. Non sentiamo Paolo, non sento la voce. No, niente, mettiamo a posto il collegamento e lo andiamo da Gabriele. Allora Gabriele, ecco, tu vuoi dare dei messaggi questa mattina, ad esempio si parlava di ragazzi. Questo bastone che tu fai vedere oggi, con il quale vediamo anche che girate, cosa vuoi dire? Prego. Ma semplicemente che l'intelligenza artificiale ha oggi molto per noi senso, è assolutamente importantissima, ma è un connubio tra uno strumento analogico molto semplice. Oggi l'intelligenza artificiale ci permette di, con una sola fotografia, con un'applicazione, di riconoscere quello che abbiamo all'interno della stanza, trovare gli oggetti, leggere i documenti, identificare le persone, descriverle. Addirittura con un paio di occhiali noi possiamo scattare una foto che viene rimandata al cellulare senza che la persona di fronte a noi lo sappia, ci veda, e ci descrive la persona. Quindi se io sono in un luogo che non conosco, con persone che non conosco, posso valutare se mi trasmette una sensazione di agio o no, perché legge persino le espressioni facciali. Questo per noi è fondamentale, così come penso a Google Maps e le potenzialità che ha, cioè poterci far muovere, orientare in città
In futuro con una precisione di circa 1 metro, oggi no perché è ancora una tecnologia militare, c'è uno scarto di circa 15-20 metri che capirà che insomma, ha un suo peso nel momento in cui vado a cercare l'insegna di un negozio, però tutto questo ha senso solo grazie a uno strumento analogico come il bastone bianco e ha senso solo grazie a una formazione sull'uso della tecnologia e degli strumenti analogici. Avete sentito che ha preparato Gabriele Marino, ma avete sentito cosa vi ha raccontato? Quanto è importante anche per loro invece questa nuova storia, perché è una storia che si apre, una storia completamente diversa, con una tecnologia che veramente fa vedere delle cose, specialmente anche voi, che fino a poco tempo fa non sarebbe stato possibile. Questa è la verità. Sì, questa è la verità, c'è da dire, ripeto, che serve una formazione a questi strumenti. Oggi abbiamo un prezioso contributo da parte di Regione Veneto che ci viene concesso annualmente per insegnarci ad usare il bastone. Speriamo che questo contributo aumenti, diventi strutturale per poter insegnare a più persone l'uso del bastone ma anche della tecnologia. Ora come ora tutta quella che è l'autonomia individuale di una persona cieca si basa su risorse proprie o private. Abbiamo solo questo piccolo contributo preziosissimo che Regione Veneto ci ha riconosciuto come progetto pilota a livello nazionale, che però appunto pensiamo e speriamo possa diventare veramente la chiave di svolta perché le persone possano diventare autonome grazie alla tecnologia, alle proprie capacità e non più essere solo assistite. Sai cosa penso? Che morto un papa se ne fa un altro, morto un re se ne fa 3. Questo è un detto nuovo e spero che porti molta luce in questo tunnel buio dove veramente molte associazioni di volontariato si ritrovano, e spero veramente questo. Abbiamo Paolo da Mestre, poi andiamo da Paolo di Gianantonio che abbiamo messo a posto l'audio. Allora Paolo? Buongiorno, sono Paolo di Mestre. Prego. Parlo con Mirella? Sì. Sì, anche perché Mirella è il nome di mia moglie, fatalità. Ecco, bene, salutala. A parte che volevo farle presente che la sua grinta è molto non valida purtroppo. Perché io volevo fare una segnalazione riguardo al ticket che di certi farmaci e certi esami dopo i 65 anni non si paga, giusto? Sì. Che risulta? Sì. E il tetto è di 36.151. Io l'anno scorso per circa 200 euro l'ho superato. Sì. Però adesso praticamente devo pagare il ticket. Ma questo tetto una volta si era parlato di alzarlo un pochino del 40 e 50.000, poi è tutto morto, ma non c'è più niente in capitolo, diciamo, come speranza. Hai fatto bene Paolo a dirlo perché purtroppo è proprio così, speriamo che le cose cambino. Guardate che c'è un malessere veramente soppresso, ma che se esplode fa veramente paura, perché così non si può continuare, perché stanno pagando le fragilità, quelle che non riescono veramente a dare voce a quella che è la loro esistenza. Abbiamo visto cosa succede nel 2025, persone conosciute che muoiono in macchina perché nessuno dà loro quel diritto che hanno, che lo dice la Costituzione, di una casa e di un lavoro. Questa è una cosa veramente nel 2025, con quello che assistiamo, con le tonnellate di cibo che buttiamo via, con le case chiuse che non le danno, commissioni su commissioni, ecco, una cosa veramente incredibile. Ti ringrazio Paolo anche per quello che hai detto e saluto anche tua moglie Mirella e grazie veramente. Allora andiamo da Paolo di Gianantonio. Allora Paolo, eccoci qua, prego. Allora, tu mi chiedevi dell'intelligenza artificiale. Sì. Allora, come sempre, ogni volta che l'umanità, da quando sta in piedi su 2 gambe, perché prima camminavamo su 4, da quando siamo diventati quelli che siamo, abbiamo fatto tante scoperte e se guardiamo al passato e guardiamo al futuro, tutte le scoperte che abbiamo fatto hanno avuto elementi positivi e elementi negativi. Purtroppo il bene e il male camminano sempre molto avvinghiati tra di loro, per cui anche l'intelligenza artificiale porta dei progressi ma anche dei pericoli. E questo è il destino amaro di noi tutti. Io per esempio faccio il giornalista, non posso scordarmi che quando Gutenberg inventò la stampa ci furono tantissimi che si chiesero se non fosse veramente la fine di un'epoca, perché dicevano: se si scrive
non si parla più e se non c'è l'interazione faccia a faccia perdiamo il gusto dello scambiare opinioni e nel darci informazioni. Ecco, quello era il pericolo che si vedeva all'epoca. Poi abbiamo visto che francamente è stata un'invenzione che ci ha fatto molto molto bene. È chiaro che l'intelligenza artificiale ha un problema di fondo, cioè quando le macchine cominceranno a generare pensiero autonomo, allora chi le controllerà? Chi vedrà se le macchine fanno le cose giuste o se arrivano a farne di sbagliate? Questo è chiaro che è il quesito dei quesiti. Poi c'è un'altra cosa. Tutto quest'uso di macchine fa in modo che si perdano molti posti di lavoro. Ecco, alla fine è amaro constatare che il progresso rende superflui gli esseri umani. E questo è una contraddizione assoluta. Com'è possibile che noi che generiamo il progresso poi vediamo che il progresso non permette a molti di noi di avere una esistenza tranquilla? Sono i grandi temi che consegniamo alla filosofia, perché poi con la politica, con la sociologia dobbiamo invece correre verso e inseguire i progressi che sono rapidissimi. Un'altra cosa che tutti constatiamo quotidianamente è che la vita va sempre più veloce. Io personalmente non ce la faccio a stare dietro alle ultime cose che escono dal punto di vista tecnologico. Io a malapena riesco a fare questo collegamento che stiamo facendo con voi oggi, ma figuriamoci se so come utilizzare l'intelligenza artificiale per fare tante di quelle cose che mi permetterebbero di risparmiare tempo. Poi vedo che l'intelligenza artificiale, per esempio, riempie i social di cose false e certe volte non capiamo che queste cose sono false. Ecco, quindi io sono il classico uomo maturo che di fronte alla tecnologia resta un po' a bocca aperta e sa che non riuscirà a inseguirla. Ti ringrazio Paolo di quello che hai detto, perché sono parole importanti le tue per far capire che c'è un limite a tutto e qualcuno deve cercare di capire e di mettere quel limite. Ne parliamo proprio con Claudio Previatello, professore in economia agraria. Grazie professore. Pensi che l'ho citata prima, quando avevo un'altra insegnante, ho detto io ho avuto un insegnante ospite che ha detto che tutte le mattine è come se questi professori salissero sul Monte Bianco e vedono quello che riescono a vedere, che sono questi ragazzi. E bisogna vedere chi ha voglia di mettersi in gioco, chi capisce le fragilità che ha davanti, perché, ecco, lo vedo, mi avvicino e capisco, ma si fa in poco. E ci sono, io ho anche riferito quello che lei aveva detto, ecco, amici, colleghi che però non fanno questo, ed è veramente male, perché io ragazzo non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, quel dirigente, quel sindaco, quell'assessore, ma quello che mi aspetta di diritto, di crescere, di conoscere e di capire. Prego professore. Buongiorno a tutti. Allora, intanto chiedo scusa per il ritardo, che ho avuto qualche problema con il traffico a Padova. Una cosa, una riflessione, ecco, visto che stavate parlando proprio di intelligenza artificiale, è qualcosa che purtroppo oggi ci sta investendo in maniera troppo veloce e che credo, a mio avviso, stia portando anche delle gravissime conseguenze nel mondo dei ragazzi. Già questi social network hanno completamente distrutto la fantasia dei ragazzi e li hanno proprio svuotati dentro della loro personalità. E il fatto che ci siano questi programmi di intelligenza artificiale rendono i ragazzi ancora più sterili davanti alle materie, davanti alla scoperta, davanti alla ricerca, li fanno proprio diventare nulli,
li annullano. Purtroppo l'intelligenza artificiale, malgrado qualcuno dica che è molto utile, sì, potrei anche essere d'accordo con lui, ma non in un mondo come questo, in un mondo fatto tutto commerciale, dove, come vedete, qualsiasi cosa ormai sta prendendo una piega commerciale fatta per il consumo, per la vendita. Non c'è più niente che sia migliorativo della condizione di esistenza della persona, dell'uomo, ma è sempre qualcosa che davanti ad un buonismo finto per di dietro nasconde una fregatura, ovvero l'annichilimento dell'uomo sostanzialmente. Diventa un po' troppo filosofico forse. No, va bene, la stiamo seguendo, prego. Però trovo che ci sia proprio una situazione che poi degenera non solo nei ragazzi, ma sta degenerando anche nella gente che ha la mia età, alla soglia dei 40 anni, dove cominciamo ad essere talmente tanto toccati da queste cose che ci dimentichiamo dei rapporti, ci dimentichiamo di vivere ogni giorno la nostra famiglia e siamo in preda ad un'ansia quotidiana per ricorrere sempre in maniera più veloce tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che noi abbiamo davanti, come se fosse una continua, un'eterna gara, ma perdendo tra le nostre dita i momenti più importanti, vivere la propria famiglia, stare insieme con gli amici, costruirsi una famiglia. Pensi oggi quante persone che decidono di non avere una famiglia oppure pensano che avere una famiglia, e questo è grave perché vede, se c'è una persona che dice ma io non mi sono mai sposato o altro perché vivo bene così, ma il problema più grave invece è quando una persona dice io non mi sposo, non mi faccio una famiglia perché ho paura, perché nell'ottica ormai di oggigiorno c'è quella di lavorare, produrre e divertirsi. Sentiamo cosa ne pensa anche Gabriele Marino di quello che ha detto il professor Pauletto, di quello che ha detto Paolo Gianantonio, di quello che hai sentito dal professore che abbiamo appena sentito Previatello. Allora, noi ci occupiamo sia di età adulte, molto adulte, moltissimi dei nostri soci non sono giovani, ma abbiamo tutte le fasce d'età, quindi anche i bambini e anche i ragazzini. Io credo che nel nostro caso, nel caso della disabilità, la tecnologia sia un plus che ci permette di fare tantissime cose che prima non potevamo fare. Penso alla trascrizione degli spartiti musicali in braille, penso alla mobilità, ai mezzi di trasporto, penso alla comprensione delle immagini, di tutto quello che... A questi? Sì, il bastone oggi è uno strumento puramente analogico, anche se vi sono dei, chiamiamoli upgrade, delle maggiorazioni che ci permette di inserire della tecnologia anche qui. Però la tecnologia è frutto sicuramente di una forte formazione. Come dicevo prima, noi abbiamo degli istruttori di orientamento mobilità e di autonomia personale, che sono delle figure professionali molto rare, che in Veneto abbiamo formato negli ultimi anni, e queste persone supportano i nostri soci, le persone con disabilità visiva, nell'essere più autonomi possibili e nel poter riacquisire una propria autonomia, che sia quella di muoversi, che sia quella di gestire casa, che sia quella di poter uscire e relazionarsi in modo paritario con le altre persone. E quindi sicuramente la parte analogica, quindi un bastone piuttosto che una tecnologia digitale, oggi è per noi fondamentale. È chiaro che è necessario trovare un equilibrio tra le due parti, però sicuramente nell'ambito della disabilità questo ci ha fatto fare dei grandissimi salti avanti. Penso alla modalità di connessione. Noi durante il lockdown ci siamo dovuti fermare, come è stato per tutti, ma abbiamo potuto, grazie al mio presidente predecessore, attivare una rete di servizi da remoto per poter continuare a fare le pratiche di invalidità, per poter dare assistenza telefonica. Abbiamo messo le postazioni nei nostri dipendenti da remoto, abbiamo fatto tutta una serie di attività per comunque stare vicino a chi era più solo, e abbiamo anche creato tutta una serie di eventi online tramite piattaforme come quelle che utilizzate anche voi per gestire le interviste, che hanno permesso di fare aggregazione. Chi era più solo, chi era più lontano, poteva stare insieme ad altre persone per chiacchierare di un tema, spesso con un ospite. Quindi sì, sicuramente la tecnologia è uno strumento che può essere pericoloso, che spesso ha finalità commerciali. Penso appunto a Google Maps oggi con una taratura di 15-20 metri rispetto alla propria posizione, ma che per uso militare ha
una discrezione di neanche 1 metro. Allora Pauletto, abbiamo sentito il professor Pauletto, con l'autonomia, essere autonomi, anche riuscire a fare delle cose che per un incidente, per una malattia non riuscivamo più a fare, però grazie anche a questa grande tecnologia, alle sapienti mani di questi veramente persone che lavorano in questi centri riabilitativi, riesco a riprendere in mano la vita. Grazie anche magari all'intelligenza artificiale che negli ospedali dicono se non ci fosse dovremmo inventarla in certe situazioni naturalmente. Il problema è che hanno fatto un minestrone e con l'intelligenza artificiale ormai fanno tutto e di più, fanno anche i compiti a casa, tanto è vero che la professoressa Martini ha detto non do più compiti a casa perché me li presentano fatti dall'intelligenza artificiale, tanto per chiarire ecco come il mondo del volontariato, un grande minestrone, è invece una cosa delicatissima. Professor Pauletto. Mi permetto che la sento poco perché c'è il volume molto basso, non riesco a sentire bene, però se la domanda è come l'intelligenza artificiale può influire o interferire nei rapporti fra medico e paziente, era questa la domanda? Sì. Ecco, se questa era la domanda, allora io partirei da molto più indietro. Oggi come oggi, se uno guarda interroga i pazienti e chiede il loro grado di soddisfazione nei rapporti con i medici in generale con cui hanno a che fare, il primo problema è la comunicazione, e la comunicazione è da persona a persona. Purtroppo non abbiamo adeguatamente sviluppato il concetto che bisogna riversare sul paziente le notizie in un certo modo e modularle a seconda della gravità delle notizie e del paziente, al quale si deve sempre dire solo la verità e mai raccontare storie o storielle. Qui l'intelligenza artificiale c'entra poco, le cose andranno peggiorando se aboliranno il numero chiuso a medicina, come non si capisce se faranno o no, io spero di no, perché così cureremo ancora meno la preparazione dei medici e verrà curato ancora meno questo aspetto che non è inferiore a quello delle conoscenze mediche vere e proprie. Io credo che questo rimanga un punto fermo. Non c'è intelligenza artificiale che possa dirti come potrai esprimerti meglio col paziente. Sentivo giorni fa che una ragazza non sapeva come comportarsi col fidanzato e ha interrogato l'intelligenza artificiale rispondendo a una serie di quesiti che l'intelligenza artificiale poneva. Non si va da nessuna parte così. I rapporti fra esseri umani non saranno mai regolati sulla base di niente di meccanicistico. Adesso si fanno anche le visite a distanza, si fanno le visite per via telematica, non sono vere visite. Naturalmente se un paziente si trova al Polo Nord e sta male, lo visiti con i collegamenti che hai e fai quello che puoi, ma nella normalità il paziente lo devi sempre vedere, toccare, parlargli, e questo è il primo deficit che abbiamo. L'intelligenza artificiale in questo non ti può aiutare, devi avere buoni maestri e molta pratica. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, storia Horace Motta. Professore, devo correre, se no non ce la faccio, ma è stato chiarissimo. Andiamo a vedere questo servizio. Horace Motta, servizio storie Horace Motta. Storie Horace Motta. Vediamo se parte il servizio. Balla di fronte al pubblico.
pubblico, i suoi movimenti armoniosi e leggeri. Non si è arresa alle avversità, lei ha deciso di continuare a vivere e di fare quello che più le piaceva. Amava ballare e andare in moto. Dopo l'incidente stradale che l'ha costretta alla sedia a rotelle, pensava di aver perso la possibilità di svolgere queste attività, ma la sua tenacia e determinazione l'ha portata nuovamente a danzare. Atleta nazionale, andrà fra qualche giorno a Praga per i campionati europei e paraolimpici. Oggi Rossella ci ha fatto emozionare con la coreografia che porterà ai campionati europei. La vita non si ferma, ci racconta invece Pietro, che suona sulla tastiera. Nel 2020 ha avuto un gravissimo incidente domestico, pensava che la sua vita fosse finita ed invece oggi è rinato, come ci racconta lui stesso. Incidente domestico, mi sono rotto l'osso del collo, sono arrivato qua nel 2020 completamente paralizzato dalla testa in giù e qui ho trovato tutto e tutti che mi hanno dato una mano, che mi hanno aiutato, che mi hanno fatto rinascere, che mi hanno fatto crescere, e di questo posso solamente ringraziare il buon Dio e questa struttura. E lei oggi è qua, è tornata di nuovo a suonare? Oggi sono qua veramente con piacere, riesco ancora a divertirmi un po' con le mie mani, che è la mia grande passione, e ho ancora tanti progetti per la mia vita. Pietro spiega il lungo percorso, la strada in salita e poi la speranza, la luce in fondo al tunnel, l'abbraccio colmo di emozione con la professionista che per tutto questo tempo l'ha aiutato e supportato. Questo oggi è bellissimo, mi commuove ancora. Non suonavo, oggi riesco a suonare, riesco a muovere queste mani, grazie. Giratevi un attimo, quella è Maria, quella è stata la mia tutor, la mia forza, la mia... Paolo Di Gianantonio, io molte mattine ricordo tutte le persone diversamente agili che non riescono neppure a scappare, a difendersi, perché non hanno i mezzi, non hanno la possibilità e non riusciranno neanche mai ad entrare in un centro riabilitativo, che sono quei civili che muoiono sotto le bombe, i razzi, e che veramente hanno dei problemi fisici che molti dimenticano. Non ci ricordiamo mai di queste persone, invece dovremmo ricordare anche queste creature che non hanno nessuna colpa, solo di essere nel modo sbagliato, nel momento sbagliato, in un mondo sbagliato. Prego Paolo, cosa vuoi dire dopo aver visto anche questi servizi? Prego. Vorrei dire che veramente in questa corsa che non solo io ma anche altri interlocutori quest'oggi hanno sottolineato, questa corsa che abbiamo sempre affannosa per conquistare nuove posizioni, se ci fermassimo e se vedessimo con un occhio più attento la vita di chi sta davvero peggio, non faremmo veramente male, perché ecco, la tecnologia è fredda di per sé e non porta solidarietà. Se noi ci affidiamo solo alla tecnologia, sì, potremo fare qualche lavoro meglio e più in fretta, ma poi quando ci capita di fermarci e vediamo l'altro negli occhi e vediamo la sofferenza negli occhi dell'altro, lì fermiamoci e comportiamoci da esseri umani. Quindi credo che l'umanità debba essere quel tratto della nostra vita che dobbiamo conservare con molta più gelosia. Allora abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, ho ascoltato veramente col cuore sia il signore che ha parlato adesso, che il signor Paolo, e sia il medico e sia il signore che ha problemi agli occhi, diciamo così. Io credo che l'intelligenza artificiale, come ha già accennato prima il medico, ci vuole perché è un aiuto, però se non c'è il cuore, Mirella, possiamo farci tutto quello che vuoi. Poi
io, come avevo già accennato tempo fa, io avevo, adesso non c'è più perché è molto molto anziano, uno zio che è diventato cieco, il marito della sorella di mia mamma a 20 anni, con un tumore all'occhio. Magari adesso sarebbe un'operazione, diciamo, che si può rimediare a questa cosa. Invece purtroppo lui ha perso prima un occhio, cioè, però aveva le mani, l'olfatto che era come un occhio, e mia zia ha detto: mio figlio è disordinato, però mio marito non lascia fuori niente quando si fa il bagno, era autonomo al 100%. Dunque è vero, bisogna avere tanto, rispetto degli altri. Purtroppo il rispetto, vedo che Mirella qui tende tanto a mancare, non solo per chi ha disabilità, ma anche per le persone normali, perché vedo proprio non c'è empatia, non c'è più quell'occhio di riguardo che avevamo, posso dire, i nostri nonni, perché chi aveva bisogno correva. Grazie Sandra, molto chiara. Andiamo dal professor Previatello. Professor Previatello, come commenta? Eppure Gabriele Marino ha detto molto chiaramente: se non ci fosse dovremmo inventarla questa grande tecnologia che ha fatto passi da gigante, ma ricordiamo che la scienza, la ricerca, ecco, forse ci dimentichiamo che dietro la tecnologia c'è questa realtà che forse ci dimentichiamo, che aiuta specialmente le fragilità. Il problema etico che diceva anche Papa Francesco, che era curioso, voleva capire questa intelligenza artificiale, chi gestisce il tutto, perché diventa anche un problema etico alla fine, perché se tutti fanno tutto siamo sempre là col mondo del volontariato, che poi riusciamo a dire: ma dove siamo? Prego professore. Allora, diciamo che qua dobbiamo scindere un attimo, no, le cose. Se noi applichiamo una tecnologia perché diventi utile per migliorare una condizione di vita, allora indubbiamente c'è un suo perché. Però se noi prendiamo questa tecnologia, la trasformiamo in un modo per distruggere la vita delle persone, ecco che qua ci troviamo i vari chat GPT e tutte queste cose, che è anche quella lì intelligenza artificiale, ed è quella che ormai è più sulla bocca di tutti, e quindi spesso e volentieri, come ho fatto io prima, ci si riferisce all'intelligenza artificiale in quel senso lì. Dopo tutte le altre tipologie di tecnologie che possono essere applicate a delle condizioni migliorative, quelle sicuramente sono utili. Certo, non bisogna mai dimenticare che sono frutto però di chi? Di persone competenti che prima di arrivare a quel livello lì c'è stato dietro uno studio, c'è stata una progettazione, c'è stata una realizzazione. È quello che noi non dobbiamo mai dimenticarci, che se vogliamo anche progredire con quelle tecnologie lì, a monte serve sempre un essere umano in grado di migliorare, inventare, progettare, fermare. E noi siamo qua invece che stiamo distruggendo la testa dei nostri ragazzi, perché a scuola, è vero, stanno cominciando ad utilizzare quelle schifezze lì, si stanno impoverendo. Lo sa che ci sono dei ragazzi che non riescono a fare un compito di estimo, lo sa che ci sono dei ragazzi che oggigiorno si trovano davanti alle verifiche, sono talmente tanto abituati a casa a svolgere le cose con l'intelligenza artificiale che cercano in tutti i modi, ormai hanno anche le penne digitali nascoste per leggere la domanda e trovare la risposta. Non stiamo scherzando, e noi ci ritroviamo a dover fare, per così dire, i cani da guardia, passatemi il termine, a vedere che non abbiano tutti sti dispositivi, perché il telefono ormai è niente in confronto all'orologetto e questo. Questa è la realtà che ci stiamo trovando davanti, cioè dei ragazzi che cercheranno sempre, sai che cosa? Delle scappatoie, non affronteranno mai il problema un po' alla volta per la strada dritta, cercheranno sempre la scorciatoia, ma la scorciatoia, ricordatevi, che non porta a niente. Professor Previatello, come vivono i ragazzi questi momenti terribili dove arrivano questi messaggi, questa guerra, potenziale guerra, queste guerre a macchia di leopardo, ne parlano, sentono il problema, perché vedo che sono molto orientati sull'ambiente, sul green, sì. Ma alla fine lei cosa vede? Ecco, com'è finito l'anno scolastico? Le dico la verità, i ragazzi secondo me non se ne rendono conto.
sono proprio distaccati, ma la colpa è anche dei mezzi di informazione. Dov'è che lei trova oggi un'informazione dei mass media, quelli diciamo il cosiddetto mainstream, che ti dia un'informazione libera e certa? Un po' difficile, guardi solo quello che sta accadendo adesso con le guerre, guardi il modo in cui noi finanziamo le guerre, che non lo finanziamo direttamente, ma comunque abbiamo appena... Siamo il più grande produttore di armi, ricordiamocene. Abbiamo appena dato l'ok per ritoccare il PIL al 5% per uniformarci alla NATO, quindi voglio dire ci sono delle cose e intanto le nostre scuole cadono a pezzi, mancano gli ospedali, cominciano a mancare determinati servizi. Questo però non viene detto. I ragazzi, sì, forse qualcuno che magari ha un po' di curiosità o ne sente parlare in casa, ma anche le famiglie, le ripeto, che stanno distaccando perché siamo tutti orientati a correre, ma ci dimentichiamo di guardarci attorno, di fermare un attimo i piedi e dire no, cosa sta accadendo? Perché qua la situazione non è grave, è gravissima, è drammatica. Paolo Di Gianantonio, come commenti le parole del professor Previatello? Cosa ne pensi? L'informazione manipolata. E devo fare una considerazione. Le generazioni di noi che stiamo parlando qui hanno una prerogativa unica nella storia dell'umanità. Noi abbiamo vissuto un periodo di pace di quasi 80 anni e questo non lo hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, bisnonni e trisavoli. Quindi noi siamo cresciuti in una bolla fortunatissima perché non abbiamo visto il sangue, non abbiamo visto la morte, non abbiamo visto il terrore, non abbiamo visto il dolore e questo ci rende unici ma anche molto fragili. Il mondo ha vissuto dopo la seconda guerra mondiale un'epoca in cui si credeva che si potesse svilupparsi senza, almeno perlomeno in Europa e nel mondo occidentale, perché dalle altre parti questa fortuna non ce l'hanno avuta, e dicevo abbiamo avuto l'illusione che fosse cambiata l'umanità e invece no, riscopriamo che c'è quella tendenza alla violenza, quella tendenza a risolvere i problemi con le armi che è tornata, ma questa è nata con l'umanità, da quando gli uomini, ci insegnano i sociologi, con il dito pollice riuscivano a orientare una lancia nei confronti dei nemici, si è sempre fatta la guerra. Quindi non ci stupiamo, non andiamo oltre, diciamo, un'amara illusione. Poi, che cosa è successo di nuovo? Che ci sono i mezzi tecnologici, che ci sono i social, per cui sembra che la guerra ci arrivi in casa. Ecco, io mi arrabbio moltissimo con le persone che dicono oramai siamo in guerra. No, per rispetto ai nostri nonni questa frase non dobbiamo dirla. Non dobbiamo dire che siamo in guerra rispetto a quelli che partirono a 17-18 anni per fare l'avanzata sul Piave o per essere sballottati da una parte all'altra del mondo nella seconda guerra mondiale, molti dei quali poi non sono tornati. Allora noi di questa fortuna dobbiamo essere consapevoli. Dopodiché vediamo che il mondo rispetto a quella epoca in cui con la globalizzazione e i progressi tecnologici sperava di vivere una era semplice, bella e piena di cose buone, vediamo che non è così. Però io volevo capire, Antonio, Paolo, devo correre perché il tempo è tiranno e siamo già in chiusura, però volevo anche chiederti, come diceva il professore, però questa informazione che non arriva, questa informazione manipolata, diceva il professore, che non arriva a questi ragazzi, tu sei un giornalista anche famoso, come vedi questa informazione? Fa parte del confronto e della guerra.
l'informazione, la prosecuzione della guerra con mezzi che non provocano al momento sangue, ma l'informazione manipolata, l'informazione fatta di fake news, l'informazione fatta di allusioni è anche questa guerra. Allora abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio, veloce. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Purtroppo abbiamo un giornalismo servile al sistema. Il sistema è quello, è la NATO che deve conquistare sempre più territori. Difatti si è visto cosa è successo in Ucraina, che in Ucraina non mi dicono che che è l'Ucraina che si deve difendere, no. Abbiamo spinto l'Ucraina e abbiamo usato la punta dell'Ucraina per andare a stuzzicare la Russia, e noi stiamo finanziando. E anche addirittura mettono anche le mine anti-uomo, perché l'Europa ha chiesto a Zelensky di rallentare l'avanzata russa, perché noi stiamo trovando 800 miliardi per intervenire in Ucraina, e questa qui è storia, perché questa qui io lo capisco per quale motivo che Zelensky tiene duro, perché aspetta sempre quegli 800 miliardi che la Ursula Gilbert Albert ha proposto per armare l'Europa, ma non per difendersi, per mandare armi là. E poi dicono che ci deve anche essere la tregua in Medio Oriente, ma se c'è Israele che sta bombardando, uccidendo donne e bambini, addirittura spara sui bambini che vanno a chiedere di mangiare. Grazie Antonio, se no non ce la faccio a chiudere con gli ospiti, ma sei stato chiaro. Paolo Gianantonio, come commenti questa telefonata? Interessante, con qualche semplificazione di troppo da parte di Antonio. Noi siamo italiani e guardiamo soprattutto al Mediterraneo, alla sponda sud, che è quella che ci interessa. Io capisco che invece i polacchi, i paesi baltici, la Finlandia vedano la Russia con un certo timore, e quindi le mine sono figlie di quel timore, di quel fatto per cui se la Russia vincesse, e io credo che vincerà il confronto con l'Ucraina, allora per loro si porrebbero dei problemi. Quella paura ha prodotto la decisione di minare le frontiere con la Russia e con la Bielorussia. Poi io in realtà sono d'accordo con lui, perché quegli 800 miliardi non li spenderei per armi, anche perché è naturale che rispetto agli Stati Uniti, che stanno facendo una loro politica isolazionista, rispetto al grande blocco che sta nascendo con la Cina, intorno alla Cina, l'Europa debba in qualche modo trovare una coesione maggiore da tutti i punti di vista, ma soprattutto da quello politico e da quello economico e finanziario. E quindi la Russia naturalmente, a mio avviso, è nostra amica. La Russia ha quelle materie prime delle quali noi abbiamo bisogno, la Russia ha bisogno di quella tecnologia che noi abbiamo. Quindi io nel futuro vedo la fine di questa controversia che non ha senso e che invece ci porterà ad essere un'Europa più unita, più coesa e più soprattutto politica. Professor Previatello. Allora, sono argomenti molto tosti, ma è anche giusto parlarne, perché vede, è questo che manca delle volte nei dibattiti, nelle discussioni, cominciare a parlare. E di geopolitica non mi ritengo essere un grande esperto, per cui lascio la materia a chi è più competente. Sicuramente però c'è una cosa che manca, ed è una vera politica, quella sì, quella mi permetto di dirlo, perché quello che stiamo affrontando oggi, non oggi, ma negli ultimi 20-25 anni, anche 30, sa, è proprio la mancanza di figure politiche anche a livello nostro italiano, di rispetto, persone che abbiano a cuore il paese e non solamente, come vedete, il loro interesse, perché poi sa che noi guardiamo a destra o guardiamo a sinistra o al centro, ci hanno dimostrato tutti quanti che quando sono saliti là hanno fatto tante promesse, ma dopo non le hanno mantenute.
non sono stati in grado di mantenerle. Allora tutti si giustificano dietro a 1000 scuse, però vede, per me contano i fatti, e i fatti sa quali sono? Sono che la politica ha completamente disatteso la fiducia dei cittadini, e non è un caso se la gente non va più a votare, non è un caso. Dopo mi potranno anche dire i politici quando vanno in televisione dicendo c'è stata un'affluenza, no. Tu stai guardando il tuo dato che ti interessa, ma se lo guardi sulla popolazione totale ti accorgerai che la gente non è stupida, si è stufata. Ed è quello che sta accadendo oggi, e quello che noi vediamo accadere poi è anche purtroppo un effetto di disillusione nelle persone, e che porta, sa cosa? Le guerre, sono convinto che non nascano solo, chiedo scusa che l'ho urtata, che non nascano solo dai grossi, dai potenti, ma nascono anche un pochettino da noi. Sa quando? Quando noi nel nostro piccolo non facciamo più niente per guardarci attorno, per stare insieme, per essere anche con la persona più prossima gentile. E anche per cambiare, perché andare al voto vuol dire partecipare, nel bene e nel male, però se manca la partecipazione poi non devi lamentarti se non riesci ad arrivare dove arrivi. Bene. Perciò è quello il grande problema. Gabriele, cosa dici e come ci saluti? Ma io mi occupo di territorio e di disabilità visiva, quindi mi permetto di fare un appello molto più sul qui e ora e sul nostro territorio. Si è parlato di competenza, di tecnologia. Ecco, noi come Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Venezia abbiamo un bellissimo ambulatorio oculistico, moderno, con macchinari che anche gli ospedali ci invidiano, però siamo in carenza di oculisti. Siamo in carenza di oculisti perché sono pochi, grazie al numero chiuso, che è giusto che ci sia, ma sono pochi. E facciamo fatica ad avere medici oculisti nelle commissioni di invalidità, quindi i tempi per poi riconoscere l'invalidità si allunga. Diventa difficile fare prevenzioni, noi avevamo bellissimi progetti di prevenzione nelle scuole, anche con i camper, ma che oggi sono parzialmente fermi o bloccati per questa assenza di personale. Quindi io coglierei questo spazio per fare un invito a chi conosce un oculista, a qualche oculista che ci sta seguendo, di mettersi in contatto con noi per poter utilizzare queste forti competenze professionali a favore della prevenzione, e sia quella in tarda età con il nostro ambulatorio, ma anche quella in età scolare attraverso le attività. Voi collaborate con la Banca degli Occhi? Noi abbiamo una lunga storia di rapporti con la Banca degli Occhi, e sono cambiate tante persone, tante dirigenze, sicuramente un rapporto. Fa molto piacere perché è un punto di riferimento non fondamentale. Hanno fatto un convegno internazionale fantastico, perciò è un'eccellenza nel territorio che secondo me andrebbe più conosciuta, anche fatto più rete, perché è veramente un'eccellenza del territorio. Allora sentiamo come ci saluta anche Paolo Pauletto. Professor Pauletto, con quale saluto? Non sentiamo il professor Pauletto, allora sentiamo gli auguri di Paolo Gianantonio. Quale messaggio, Paolo? Non avevo l'audio. Direi che abbiamo trattato argomenti. Le concorrenti a Miss Italia, auspico la pace nel mondo, ma sarebbe troppo complicato. Diciamo che io auspico che in un momento così complicato di caos, dove vengono rimessi in discussioni equilibri consolidati dal punto di vista della politica, dell'economia e della finanza, che il nostro Paese trovi di nuovo una sua centralità, costruita soprattutto nel cercare armonia e collaborazione in quello che è il nostro pezzo di mondo, e quindi nel Mediterraneo. Ecco, vorrei vedere un Mediterraneo dove noi siamo i capofila nella ricerca di collaborazione, sviluppo e benessere. Grazie, questo veramente potrebbe essere possibile. Grazie a Paolo veramente di essere stato con noi, Paolo Di Gianantonio, questo giornalista
che sta cercando di parlare anche lui di pace, di smetterla con le guerre, forse invece di tante armi, di tanti satelliti, di tante bombe, dei tavoli, magari anche in Vaticano, dove questo Papa Leone XIV ha aperto le porte, ha detto venite qua a parlarne, ma mi sembra che nessuno abbia voglia di andare in Vaticano a parlare di pace, perché è più facile per loro parlare di guerra e incidere sulle popolazioni che non possono difendersi, e tutto per invasione, per territori, per potere, ed è una cosa incredibile, perché si potrebbe stare tutti bene, perché abbiamo la fortuna di un mondo meraviglioso, ma che veramente sta andando a rotoli. Allora vediamo il professor Pauletto, ci sente professore? Sì. Con quale messaggio saluta? Prego? Con quale messaggio ci saluti? Beh, il messaggio è che speriamo di essere fortunati, perché il problema secondo me è strutturale, per così dire. Karl Popper lo aveva descritto negli anni 50, aveva detto l'umanità ha alcuni problemi. E il primo sarà la caduta del comunismo, ma lui lo diceva dagli anni 30, che genererà a ricaduta altri problemi. Il secondo problema è che ci illudiamo di dominare la natura perché abbiamo inventato gli antibiotici, ma è una cosa che non ci metterà al riparo da futuri scenari sulla salute molto pesanti. E la terza cosa che aveva detto negli anni 50, l'uomo dovrà essere in grado di controllare la popolazione sulla Terra, perché il sovrappopolamento ci indurrà a cercare con ogni mezzo le risorse di base, quelle energetiche e quelle alimentari, che poi sono la stessa cosa. E questo è il più grande pericolo per la guerra, al di là delle buone parole. Siamo in troppi e in qualche modo dovremmo trovare una soluzione, e nessuno ne parla, credo. Abbiamo sentito anche le riflessioni del professor Paolo Pauletto. Grazie professore, velocissimo, Previatello, professore, un saluto velocissimo. Sì, guardi, io non sono d'accordo che sul mondo siamo in troppi, io credo che ogni persona sia un dono, per cui ecco, non mi trovo d'accordo su questa cosa qua. Ad ogni modo concludo dicendo che dal canto mio, per quanto riguarda che sia anche un messaggio di buon auspicio e di pace, per quello che potrò fare io cercherò di insegnare ai miei ragazzi la vera pace, che non è quella tanto blasonata dalle TV, dai giornali, ma è la pace del rispetto che si ha tra ognuno di noi, ogni giorno, coltivandolo. E poi saluto la mia bambina da casa, Dalia, che mi sta guardando. È bravissimo. Più bocciati o promossi? Quest'anno com'è andata? Abbiamo avuto più promossi che bocciati. Dai, allora... È stato un bel orgoglio. È stato un bel orgoglio. Sì. Allora sentiamo Gabriele, un saluto veloce. Sì, io vorrei salutare tutti invitando al motto che uso spessissimo con i miei ragazzi, che dicevo prima: nulla per noi senza di noi. Se vogliamo un cambiamento sociale, qualsiasi esso sia, l'invito è quello di una partecipazione attiva, di un coinvolgimento attivo, di essere noi la chiave di cambiamento di qualcosa che non ci piace, che non ci va bene. In questi mesi ho visto istituti scolastici impegnati a nostro favore, ho visto giovani fare volontariato con noi, ho visto tante persone darsi da fare. Quindi il mio invito è facile parlare, è facile lamentarsi, è più difficile uscire di casa e impegnare il proprio tempo in qualcosa. Quindi ripeto, nulla per noi senza di noi. Questo è un motto non mio, ma che viene dal mondo della disabilità, da un tavolo internazionale molto antico, ma credo che ancora oggi Ripetilo. Nulla per noi senza di noi. Nulla per noi senza di noi. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Siamo con Rino Furlan, presidente regionale UNPRI, perciò vuol dire Proloco, che parlerà di questo festival delle Proloco importantissimo per far capire cosa vuol dire socializzare, aggregare, staccare la spina, renderti utile, come si faceva una volta. Le famose sagre sono nate così e poi all'improvviso qualcuno ha deciso che bisognava intervenire perché è troppo pericoloso, allora si è capovolto tutto e abbiamo perso
perso tanti volontari, tante associazioni hanno chiuso, perché non si può girare col notaio, col commercialista, col geometra, con l'architetto, no, non so, paghiamo per fare i volontari, e anche le Pro Loco ne hanno risentito. Allora, Furlan, cosa ne pensa, Presidente? Cosa sta succedendo, RUNTS o non RUNTS? Allora, nel 2017 c'è chi si è inventato il RUNTS, che è il registro unico del terzo settore. Logicamente noi eravamo già come associazioni, ma non parlo solo di Pro Loco, parlo del mondo in genere delle associazioni, e ne vedremo delle belle, perché dal 1° di gennaio purtroppo entra in funzione ed entra in vigore totalmente il RUNTS, per cui chi è iscritto al RUNTS avrà un sistema anche di fiscalità. Chi non è dentro al RUNTS logicamente diventa come un'azienda, come un'attività commerciale normale, quindi dovrà seguire le regole della fiscalità. Per certi versi il RUNTS aiuta e agevola anche fiscalmente, per certi altri purtroppo le Pro Loco non sono più le Pro Loco che il volontario ce l'hanno così a disposizione per fare quello che era il minimale. Oggi ci vuole qualsiasi associazione, Pro Loco in primis, ci vuole qualcuno che abbia competenza, che abbia la capacità di gestire quelli che sono i sistemi informatici, di gestire i bilanci, di gestire tutte delle cose che prima non c'erano. Ma faccio un passo a ritroso. Noi siamo partiti col problema della prima direttiva Gabrielli. La prima direttiva Gabrielli è quella che ha imposto i sistemi di sicurezza, che secondo me esageratamente stanno esagerando. Io nel 2013 insieme a un gruppo di senatori avevamo presentato in Senato della Repubblica, era passato in Commissione, la richiesta non di modificare il testo unico di legge, ma riconoscere per tutte le associazioni Pro Loco in primis di non utilizzare il pubblico spettacolo ma l'allietamento, che voleva dire avere un comportamento diverso rispetto alla sicurezza. Lo vediamo, i concerti sono una concentrazione di persone addossate l'una all'altra, non è la stessa cosa nelle sagre, nelle manifestazioni che si fanno, magari sono quelle manifestazioni di socialità che mettono insieme varie associazioni, però non abbiamo ottenuto il risultato. Stiamo cercando di venirne fuori, sembra che entro luglio dovremo avere una legge che permette di avere una valenza per quella che è l'autorizzazione, invece di 2 anni, che poi in Veneto ce la giochiamo sui 3, di avere una valenza di 5 anni, perché per fare una manifestazione serve che l'associazione o la Pro Loco faccia una richiesta, e per fare la richiesta, che non è la sola comunicazione che si faceva una volta di un programma di una manifestazione, serve un layout. Il layout deve essere fatto da un architetto, un ingegnere, un geometra. Dopo logicamente questi non sono in grado di fare la parte tecnica, quindi servono i tecnici che facciano il progetto per la parte elettrica, per la parte del gas. Non è finita, perché serve poi chi è l'impiantista, chi attrezza il tutto, che faccia le dichiarazioni di conformità, per cui oggi le associazioni sono diventate delle aziende, e questo porta a dei costi importanti, per cui chi si deve poi impegnare a fare questo ha delle economie che non ci sono più. E che diventa anche responsabile se succede qualcosa. Io lo dico ai miei, ma vale per tutte le associazioni: chi è presidente di un'associazione è responsabile civile, penale, fiscale di tutto quello che avviene, paga di persona. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Armando Cunegato, sindaco di Recoaro Terme Vicenza. Buongiorno sindaco, che piacere vederla. Chi è con lei in compagnia che non conosciamo? E di fianco l'assessore al turismo. Ah, benissimo. Allora sindaco, lei è responsabile della salute dei cittadini. Ecco, fare queste manifestazioni sono quelle che aggregano queste sagre, questa concentrazione anche in forma ridotta rispetto ai concerti, però hanno fatto un caglierone unico che non ne vediamo più fuori. Cosa ne pensa sindaco? E poi sentiamo anche l'assessore al turismo. Beh, diciamo che da noi, come ho capito un po' dappertutto, stiamo vivendo delle grossissime difficoltà nella gestione di queste manifestazioni. Chiaramente la normativa stabilisce determinate regole, devono essere presentate dalle varie associazioni. Certo che negli ultimi 2 anni la cosa si è complicata tantissimo e abbiamo dei problemi sulla gestione. Dobbiamo cercare anche noi, proprio come amministrazione, di collaborare, di trovare delle soluzioni assieme alla Pro Loco e alle varie associazioni che abbiamo qui da noi.
E forse una forma più semplificata ci starebbe, perché alla fine sta diventando, ripeto, un problema, in quanto le associazioni stesse di fronte a queste difficoltà tendono a questo punto proprio di rinunciare a questi eventi, queste manifestazioni, che però in una realtà come la nostra sono molto importanti, perché è un modo, come diceva appunto il signore prima, di aggregare, di tenere insieme le persone in momenti sia estivi che non, e in particolar modo una realtà come la nostra sono varie, non è che sia una sola, organizzate da tutte queste associazioni che abbiamo. Dunque credo che lì dovremmo trovare o trovare una soluzione che semplifichi il più possibile. Certo, comunque va detto, all'interno anche del rispetto della sicurezza, che quella non è secondaria, che è la fondamentale. Sentiamo anche l'assessore al turismo, cosa vuol dire turismo nel 2025? Siamo così preparati ad accogliere, ma abbiamo delle infrastrutture che non ce lo permettono. Io prima avevo un professore che non riusciva ad arrivare perché da Padova c'era un traffico infernale, hanno fatto la terza, quarta corsia, la legge Pirubì che ancora insiste, hanno fatto delle cose che non c'è anima viva, cioè puoi sederti in mezzo che non passa nessuno, e abbiamo concentrato il traffico su zone che veramente non ne veniamo più fuori. Cos'è il turismo, assessore? Come lo vede lei il turismo e cosa richiede il turista che arriva da voi? Prego. Ma da noi sicuramente adesso siamo un po', ci mancano le terme sulle quali stiamo lavorando, poi il sindaco vi dirà qualcosa in più su questo progetto che abbiamo grosso, ma è soprattutto territorio, e quindi vivere il territorio con escursioni, con la montagna, con le colline, con le bici, quindi molte attività legate all'aria aperta, dove noi abbiamo un'offerta veramente interessante, passando dalla semplice passeggiata per le contrade alle scalate in montagna. Abbiamo montagne fino a 2200 metri. Abbiamo sicuramente, come dice lei, abbiamo avuto sicuramente dei problemi di collegamento negli anni scorsi, ma da quando è stata riaperta e aperta la Pedemontana con il casello vicino a noi a 15-20 km, è molto più accessibile arrivarci, molto più facile usufruire di queste bellezze che abbiamo, e quindi noi dobbiamo seguire i turisti e fare dei pacchetti e delle offerte che siano appetibili, lavorando sia sul territorio, sull'enogastronomia, sull'accompagnamento, che sono cose fondamentali, e con un prodotto decisamente di grande qualità. Mi fa molto piacere sentire questo. Quello che mi preoccupa sono le connessioni. Io mi collego con l'Australia, con l'Africa, nelle discariche, e poi non arrivo sul Montello. Non so da voi come funziona, ma qua le connessioni non è che vadano così bene, non per colpa nostra naturalmente, ma perché non ci sono proprio. Ecco, sindaco, non dovreste lavorare più anche su questo, far capire che c'è qualcosa che non va? Cioè noi facciamo i giretti nella Luna, però la connessione è ancora un punto di domanda, accadono, ma non solo da noi, anche nella nazionale. Ecco, cosa si potrebbe fare? Perché anche questo vuol dire dare un servizio al turismo. Prego. Diciamo che sotto questo aspetto si sta lavorando nel nostro territorio, e credo fra un anno sia un po' con Open Fiber sia ultimato un po' tutto quella che è la connessione, anche se noi qui comunque ci eravamo organizzati con sistemi, con ponti radio eccetera, per garantire un servizio, in quanto siamo una vallata con varie contrade, vari siti, e non è che sia sempre facile collegare l'uno con l'altro. Certo che sono d'accordo con lei che è fondamentale, perché lo sviluppo turistico parte principalmente da questo. Oggigiorno ormai si arriva con lo smartphone, si arriva ovunque, si entra da qualsiasi parte. Ecco, e su questo si sta lavorando, lo Stato, con l'intervento che sta facendo lo Stato, però anche noi qui ci siamo organizzati prima a far sì che ci sia un servizio perlomeno di connessione importante. Ecco, questo è un lavoro che è già stato fatto, ma che adesso verrà ultimato proprio con la fibra. Allora, sentiamo anche Furlan cosa ne pensa, questa difficoltà. Come abbiamo sentito, ci sono delle cose che veramente devono essere discusse a tavolo con persone competenti. E semplificare, sa perché penso, Furlan, che non vogliono semplificare? Io mi sono fatto un'idea. C'è il denaro in mezzo.
non solo il denaro, sono i burocrati. Noi dobbiamo pagare i burocrati. Allora, difatti c'è il denaro di mezzo. È denaro però fatto dai burocrati che invece di semplificare mettono veramente sempre più complicazioni. Io vorrei spendere 2 parole a difesa dei sindaci, degli assessori, perché non sono loro che autorizzano. Purtroppo sono stati delegati i responsabili di settore, partiamo con la legge Bassanini ancora tantissimi anni fa, e quindi l'amministratore che deve rispondere ai cittadini, deve rispondere alle associazioni, alle volte si trova in difficoltà perché poi è delegato il responsabile di settore che Piantedosi, logicamente con l'ultima direttiva, ha ancora più forzato perché lo ha reso responsabile come fosse il presidente della Proloco, quindi non rilascia l'autorizzazione se non ci sono tutte le carte in regola. Oggi ce ne vogliono una miriade, pacchi interi. Sul discorso della connettività, io amministro sagre ed eventi di qualità a livello nazionale, quindi mi sono mosso, ho 50 ispettori, ma alle volte mi muovo anch'io e mi rendo conto che poi alla fine i miei ispettori mi dicono: sì, tu ci mandi con il PC, arriviamo in quel posto, dobbiamo compilare la scheda, non c'è connessione, dimmi come dobbiamo fare. Allora il suggerimento è: va bene, ci sono delle schede che poi possono essere scaricate a PC e quindi compilate senza la connessione internet, però un doppio lavoro, perché manca proprio in certe realtà, in certe situazioni, ma non è sicuramente in capo al sindaco o in capo agli amministratori risolvere questo problema. Questo problema lo dovrebbero risolvere, e lo dicevi tu prima, che le connessioni ci sono magari in paesi spersi in giro per il mondo, e noi invece abbiamo ancora queste difficoltà di connessione e questa possibilità di dialogare in maniera rapida e veloce. Sentiamo il sindaco Cunegato, perché è importante, prima appunto l'assessore al turismo diceva questo progetto bellissimo delle terme, ecco, che state ultimando. Cos'è questo progetto, sindaco? Noi abbiamo iniziato ancora 3 anni fa con il bando Borghi, e noi siamo della Regione Veneto, siamo coloro che hanno vinto il bando Borghi con 20 milioni, e dunque una grandissima opportunità per il nostro territorio. Abbiamo tutto un cantiere in paese, stiamo lavorando adesso, iniziando i lavori presso il compendio termale, abbiamo un cronoprogramma che ci fa rimanere tranquilli sull'esecuzione di tutti i tempi che sono stati stabiliti dall'Europa, che forse devono aver spostato su 2 mesi, ma comunque noi siamo per il 30 del 6 del 26. Allora lì l'intervento è molto importante perché vuol dire rilanciare il paese, quello che adesso non a ripensare a come eravamo ma come dovremmo essere, pertanto con dei servizi migliori, con quelle che sono le esigenze oggi del termalismo, che non sono quelle che in origine erano qui da noi, che era prettamente medicale, ma dove era aggiunto la parte anche del wellness, delle spa, tutti quei servizi che vengono ricercati oggi, in un contesto di un territorio, come diceva appunto l'assessore prima, dove non esiste solo le terme, ma esiste qualcosa di ben più importante che ci dà sicuramente la possibilità di far ripartire il nostro paese sotto l'aspetto dell'economia e del turismo. Ecco, i lavori, ripeto, sono in fase di sviluppo, già entro fine anno avremo già gran parte degli interventi realizzati, l'unica cosa che rimarrà ancora per i prossimi 6 mesi dell'anno prossimo, ripeto, è quello del compendio termale. Adesso noi stiamo pubblicando proprio a giorni una manifestazione di interesse per la gestione poi delle terme. Abbiamo già diversi fondi sia nazionali che esteri disposti ad investire, questo ci dà sicuramente molta serenità, ecco, perché poi gli interventi, gli investimenti di questo tipo deve poi dare risultato, è quella proprio della resilienza, della ripresa di un territorio che purtroppo per qualche anno è stato un po' tenuto da parte. Ha fatto bene a dirlo, sindaco, perché è importante anche capire cosa si muove nel territorio, queste terme che sono diventate un punto di riferimento anche per il turismo, anche locale. Non a caso finalmente abbiamo capito che non ci va solo il 70enne alle terme, ma ci va anche il 18enne, il 20enne, forse io lo promuoverei anche nelle scuole. Io non riesco a capire nell'RSA a portare questi diversamente giovani assieme ai giovani a fare dei viaggetti, invece di portarli in Inghilterra, in Francia o chissà dove, portarli anche nei nostri territori e staccare la spina tutti assieme. Allora andiamo a vedere questo villaggio delle associazioni, perché voglio parlare col Festival delle Proloco, proprio col presidente, cosa ne pensa. Abbiamo raggruppato più di 120 associazioni dal 10
al 13 di luglio, il villaggio delle associazioni nel Parco del Sile, meraviglioso, perché c'è questa voglia di stare assieme. Gradirei tanto che ci fosse anche il presidente Furlan, che venisse a vedere, che desse anche voce a queste associazioni, perché è importante fare rete, come dice il sindaco, assieme dobbiamo crescere, non divisi. Prego Presidente, e cosa sarà invece il festival che state promuovendo? Prego. Ma allora noi ne stiamo promuovendo moltissimi, perché diciamo, noi siamo un po' il braccio operativo, le proloco, degli amministratori comunali. Noi come Umpliveneto della Regione Veneto, perché abbiamo una serie di progetti con i quali poi sviluppiamo il territorio e portiamo il turismo. Io dico che bisogna essere aperti e non guardare il proprio orticello, e quando si fa, diciamo, comunità con altre associazioni si ottengono sicuramente dei risultati importanti, si ottengono delle belle manifestazioni che permettono di vivere in maniera anche col sorriso e non guardando il proprio orticello. Per cui noi stiamo sviluppando, perlomeno questo è il mio intento. Noi avevamo già un festival che normalmente si tiene a Villa Contarini a fine anno, dove coinvolgiamo non solo le Proloco ma anche altre associazioni. È un festival che porta a conoscere quelle che sono le tipicità, le peculiarità, i prodotti tipici del territorio, ma ne abbiamo altri, non so, penso a Spettacoli di Mistero, che è un qualcosa che va a recuperare quelle che sono le tradizioni, quelle che sono le nostre radici culturali che andrebbero perse, e che sviluppiamo in tutto il territorio del Veneto insieme alla Regione Veneto. Io dico che dove si fa un festival, dove ci si mettono le associazioni, si ottengono sicuramente dei risultati di socialità e di promozione che portano anche al turismo. Allora andiamo da Gianfranco Valeri, veloce Gianfranco, vai. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Io sono anziano, lo sa, e mi vengono i brividi quando sento parlare di tutta questa burocrazia, perché io ho nostalgia di quando ho iniziato a fare le piccole sagre nei paesi. Però adesso comanda, giustamente come ha detto il sindaco, la Bassanini. Però io vorrei chiedere una cosa a questi grandi dirigenti: perché si vedono migliaia o milioni di pacchetti di sigarette al giorno, milioni di superalcolici e alcolici, che quelli lì fanno veramente i morti? Vorrei vedere un piccolo incidente che può succedere in una festa paesana, ha capito, a questi molteplici malani che fanno sia le tasche dello Stato quando dobbiamo curare e quando muoiono per queste cause, al grande dirigente che firma queste cose che se possono essere in vendita. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco. Lo andiamo a vedere Recoaro, rilancio fonti, e poi lo chiediamo all'assessore al turismo cosa ci dice. Andiamo a vedere il servizio. Sì, allora, al di là delle... Recoaro Terme, al via il progetto congiunto tra Regione Veneto e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per compiere un grande passo avanti nella rigenerazione culturale, ambientale e scientifica di una delle zone termali più famose e tradizionali del Veneto. L'accordo, con un investimento di 120.000 euro, prevede il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle sorgenti termali nel cuore del compendio delle fonti centrali, con l'obiettivo di valorizzare, tutelare e rilanciare il patrimonio idrotermale di Recoaro. Un accordo che si inserisce nel quadro del più ampio progetto pilota di rigenerazione culturale e sociale del borgo storico delle Terme di Recoaro, finanziato dal PNRR con un contributo straordinario di 20 milioni di euro. Allora, sentiamo l'assessore al turismo, ma permettetemi di dire una cosa. Parlavo prima col Presidente, ma quanto belli siamo! Ma quante cose abbiamo anche non lontano da casa, svegliatevi, uscite, partecipate. So che, Mirella, i soldi in tasca sono pochi anche per girare, tanto è vero che vedo pochissima gente in giro, non so. Ma vanno a fare i viaggi all'estero? Non tutti, quando dovrebbero rimanere così. No, è vero, non tutti, ma dico, vanno a fare i viaggi all'estero quando abbiamo delle bellezze inestimabili. Meraviglia. Allora sentiamo l'assessore al turismo come commenta, che abbiamo già sentito in parte, questo servizio e la bellezza del territorio, specialmente di Recoaro, in questo caso Recoaro Terme. Prego assessore. Sì, noi abbiamo, come dice lei, tantissime risorse a portata di mano e stiamo lavorando insieme anche con l'Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti per collegarsi al discorso della connettività a livello anche montano,
progetti di accompagnamento di turisti sulle nostre montagne utilizzando strumenti digitali. Un progetto importante che parte da Requaro ma che è figlio dell'Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti, dove andiamo proprio a vedere tutte queste risorse anche piccole che però sono sconosciute ai più, e abbiamo un territorio che effettivamente si presta a essere vissuto in tutte le sue molteplici sfaccettature, e noi siamo convinti di questo perché da anni portiamo comunque un sacco di persone in montagna, in territorio, a godere di questo territorio. Le terme logicamente saranno un fulcro sul quale dovrà poi gravitare tutti questi altri servizi, e già dall'anno prossimo confidiamo di poter utilizzare sicuramente il parco e una porzione delle terme, finché avremo poi un gestore che offrirà tutti i servizi disponibili. Assessore, una cosa che mi sta molto a cuore a chiedere, lo chiedo anche al sindaco, io ho queste associazioni di diversamente agili dove fanno fatica a trovare gli alberghi adeguati, a percorsi adeguati. Requaro come è messa, Assessore? Allora, in alcune strutture ci sono più, anche rifatto ultimamente, accessibilità totale. Abbiamo poi inoltre delle associazioni tipo il CAI, l'Associazione delle Guide, che hanno a disposizione degli strumenti tipo le Jolette, sono delle seggioline motorizzate per andare addirittura sui sentieri in montagna in single track. Faremo a fine settembre una giornata di dimostrazione di utilizzo di ausili per persone disabili sulle strade bianche, sui sentieri, quindi Jolette, Zoom e Trite sono le tre soluzioni importanti per fare la mobilità alle persone disabili in carrozzina, e sicuramente ci sono disponibilità e percorsi adeguati per questo tipo di persone che hanno mobilità diversa dalla nostra. Quanto importante è questa informazione, Furlan? Perché noi lo abbiamo sentito adesso, Mirella ha invitato, e ringrazio sia il sindaco che l'assessore, ma queste cose si sanno poco. Può muovere anche tramite le Proloco queste attività? Presidente, qua bisogna fare rete, se no non ne andiamo fuori. Se non conosco, non so, non può essere così, prego. Ma in realtà noi abbiamo sviluppato un progetto con la Regione Veneto anche per quanto riguarda le nostre manifestazioni, e quindi per quanto riguarda le locazioni delle strutture, tensostrutture e quant'altro, dove in pratica è previsto l'abbattimento di qualsiasi barriera architettonica. Lo stanno facendo, ma mi collego a quello che diceva l'assessore prima, anche le amministrazioni comunali si sono mosse in tal senso e logicamente hanno spinto tutte quelle che sono le attività ricettive a non avere barriere architettoniche. È vero, e mi complimento per quel lavoro che stanno facendo nel comunicare a quelle che sono le persone diversamente abili quelle che sono le possibilità di accesso, quelli che sono gli strumenti e le attrezzature da poter utilizzare. Quindi ci stiamo lavorando e credo che la disabilità oggi abbia sicuramente maggiori possibilità di accesso in qualsiasi ambiente, in qualsiasi struttura. Sindaco, come ci saluta, con quale messaggio e soprattutto complimenti, veramente sono strafelici di avervi avuto ospite perché abbiamo avuto delle notizie importanti. Guardate che io rappresento tante associazioni e queste cose se non si sanno, ecco la connessione, quanto è importante in questo caso la connessione. Prego Sindaco. Intanto vi ringrazio. Quello che potrei dire è che parlando proprio di quelle che sono le manifestazioni, di quella sburocratizzazione che deve esserci, secondo me, per stimolare ancora di più questa buona volontà, questo volontariato che abbiamo nel nostro paese, ma in paese intendo Italia, non intendo solo il nostro paese delle Quattro Terme, che deve essere comunque come aiutato in un certo qual modo all'interno delle regole. Per noi è chiaro che il turista che arriva nel nostro territorio e scopre anche così dei momenti di piacere alla sera o durante le varie manifestazioni, noi abbiamo ad esempio la festa dei gnocchi con la fioretta, che è un evento importante che avremo ad agosto, che è una caratteristica, una deco nostra. Ecco, credo che ogni paese stia lavorando veramente per dare un'opportunità al turismo, fare conoscenza, come dicevate voi prima, cioè far conoscere i territori. Ecco, il compito nostro a partire ancora fra qualche mese, dopo che saranno ultimati in gran parte i lavori, è quello di promozionare tutto quello che è stato detto
Ci sono tante altre cose chiaramente, ma anche quello che ha detto l'assessore è importante perché è un servizio che noi stiamo dando e vorremmo amplificare proprio nel futuro. La non autosufficienza è una opportunità che dobbiamo dare a tante persone che oggi, anche a famiglie stesse, che oggi soffrono di una situazione e hanno delle grosse difficoltà per avere un po', come dire, di serenità. Ecco, l'accoglienza sotto questo aspetto da parte nostra sarà un impegno importante che proseguiremo negli anni. Ringrazio veramente, grazie Armando Funegato, sindaco di Recoaro Terme, grazie anche al suo assessore al turismo, grazie veramente anche a Rino Furlan, presidente regionale UMPRI delle Proloco, di essere stato con noi. Bisogna fare squadra, andare avanti e metterci assieme e non dividerci. Grazie, grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi. Oggi vi presenteremo un piattino simpatico riutilizzando i marroni o le castagne che in queste fredde serate d'inverno consumiamo solitamente con gli amici a tavola. Praticamente con le castagne che abbiamo avanzato e pelato prepareremo le castagne alla grappa. Abbiamo bisogno dello zucchero, di una punta di burro, di alcuni gherigli di noce e dell'uvetta sultanina e chiaramente di una grappa bianca, aromatizzata o no è indifferente. Iniziamo con scaldare un goccio di burro in una padellina. A questo burro, mentre si scioglie, aggiungiamo lo zucchero e lo facciamo leggermente caramellare. Praticamente lo zucchero si scioglie e colora leggermente il burro. Dopodiché uniamo le nostre castagne o marroni e li facciamo andare per alcuni minuti a fuoco medio fin tanto che non si glassano, vengono leggermente glassate e si amalgamano con lo zucchero ed il burro che abbiamo sciolto in precedenza. Dopo alcuni minuti prendiamo la grappa e senza affumicare la casa diamo fuoco il tutto. Chiaramente facciamo attenzione in effetti a non bruciare il soffitto di casa, altrimenti nostra moglie non sarà molto d'accordo. Ecco, si sta creando, come potete vedere, una cremina abbastanza densa e noi su questa cremina andiamo ad aggiungere la nostra uvetta sultanina, la quale si ammorbidirà leggermente assorbendo il liquido che c'è in padella e per ultimo, fuoco quasi spento, un attimino prima di terminare, le nostre noci precedentemente pelate. Ecco, a questo punto noi possiamo decidere se mantenere la salsa morbida o abbastanza asciutta. Noi in questo caso abbiamo deciso di aggiungere ancora un pochino di grappa in modo da creare un sughetto un po' più morbido e gustarci appieno il sapore di queste castagne. Ora andiamo a preparare il piattino e ve lo prepariamo in due maniere diverse. Una con una bella spruzzatina di panna montata. Eccoci qui. E quindi poi con la forchettina andiamo a prendere un po' di panna, una castagnetta e ci faremo un bel piattino con questi sapori. L'altra scelta che vi diamo con questo piatto è di aggiungere a questo composto una bella pallina di gelato alla crema che con il calore
delle castagne si scioglierà leggermente e creerà un'ulteriore cremina simpatica e gustosa da mangiare. Spero vi piaccia, fatecelo sapere. E per finire la serata in